Buongiorno a tutti, un ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 25 giugno, prima ora come di consueto dedicata alla lettura del quotidiano Il Piccolo, la rassegna stampa in generale, anticipata dalla pagina meteo che leggeremo tra qualche istante. Vi anticipo gli ospiti di oggi, dalle 8 alle 9 sarà con noi Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Dalle 9 alle 10 lo spaccato sulla storia direttamente in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Andiamo a leggere la situazione meteo. Fino a mercoledì, scrive l'ARPA, l'anticiclone manterrà tempo stabile e caldo. Giovedì un altro rapido fronte interesserà la regione, poi rimonterà nuovamente l'anticiclone. Per oggi, mercoledì 25 giugno, su pianura e costa cielo sereno con caldo afoso, sulla zona montana cielo poco nuvoloso con caldo a fondovalle, venti di brezza che mitigheranno il caldo sulla costa, temperature minime tra i 23 e i 25 gradi, massime 29-31 gradi centigradi. Per domani cambia un po' il quadro, in particolare sulla zona del Friuli, al mattino cielo sereno, in giornata su pianura e costa cielo sempre sereno, sui monti poco nuvoloso variabile, caldo afoso di pomeriggio in pianura, caldo anche nei fondovalle e sulla costa, mitigato dalla brezza durante il giorno. Dal pomeriggio probabili temporali in montagna e verso sera anche su pianura e costa, possibile qualche temporale forte, con temperature tra i 24 e i 26 gradi le minime, 29-32 gradi invece le temperature massime. Guardiamo un po' il dettaglio fino a sabato, quindi tolta la parentesi di domani, in particolare nella zona del Friuli e della Carnia, fino a sabato il clima e il cielo un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia tenderà ad essere soleggiato, sereno o al più poco nuvoloso, in particolare sui monti. Andiamo a leggere le notizie dal Piccolo, prima pagina di oggi, mercoledì 25 di giugno, carburanti. Il caos prezzi, forti oscillazioni anche in regione, consumatori, rincari ingiustificati, i gestori dicono nessuna speculazione. La situazione è legata agli accadimenti internazionali, il garante del Ministero convoca la commissione. Nel taglio alto, Israele e Iran, conflitto finito, Teheran non cede sull'uranio, scontro sul rispetto del cessato il fuoco, Meloni difende Trump e la NATO. La decisione del gruppo Coop Alleanza 3.0, prodotti israeliani via dagli scaffali, ok alla Gaza Cola, niente arachidi, salsa taghina o ricariche Soda Stream. Coop Alleanza 3.0 toglie simbolicamente dagli scaffali alcuni prodotti di provenienza israeliana, sì alla Gaza Cola. Il commento di Peppino Ortoleva, accerchiati da guerre a oltranza, scrive nel suo ego smisurato Trump vuole al tempo stesso essere vincitore di guerra e uomo di pace, così ha dichiarato un cessato il fuoco tra Israele e l'Iran. Altre notizie, la fotonotizia del Cirque du Soleil, dietro le quinte della magia, gli allenamenti, la sartoria, i costumisti, viaggio nel backstage dello spettacolo con una possibilità, quella di ieri, di assistere alle prove, parlare anche con alcuni dei protagonisti del Cirque du Soleil. Vedremo magari nel corso di questa prima ora anche alcuni dettagli raccolti ieri dal nostro collega Umberto Bosazzi. Altri titoli dalla prima pagina del Piccolo, il caso Resinovic, l'ultima lettera di Liliana a Claudio Sterpin, un testamento ma non capì. Poi finto impiegato, truffa all'asilo delle suore salesiane, è successo a Trieste con una truffa ai danni del comune con la richiesta di denaro spacciandosi per la ragioneria municipale, e poi Duino Nord, area di servizio smantellata e messa a nuovo. La politica, il terzo mandato, la Lega insiste, ha presentato l'emendamento, il centrodestra ha spiazzato, ennesimo colpo di scena sul terzo mandato, nonostante l'intesa del centrodestra non si sia materializzata, la Lega decide di presentare una proposta per superare il limite. E la nostra battaglia, andiamo al vedo in modo chiaro, dice rivolto a Fratelli d'Italia Paolo Tosato, io vedo più un tramonto che un'eclissi, replica Ignazio La Russa. Fedriga, fiducia a quota 70%, minoranza critica sulla mozione in regione che sarà presentata oggi in Consiglio regionale
dal Presidente Federica, quella mozione che è frutto del confronto del centrodestra dopo quella crisi che si era innescata a seguito delle parole del Ministro Ciriani, che è stato duro nei confronti della sanità regionale e in particolare quella pordenonese. Sentiremo anche Federica tra poco in uno dei contributi di questa prima ora di rassegna stampa. Chiudiamo la prima pagina del Piccolo, la politica spartitoria sul porto, l'analisi di Fabrizio Brancoli, premiato Mobilificio Italia, le poltrone degli uffici più importanti, le poltrone dei posti che contano sono un prodotto tipico nazionale, non c'è crisi in questo settore, si accomodino signori, provino pure la morbidezza dei tessuti, l'eleganza delle finiture, poltrone e anche sofà, pure sgabelli e strapuntini, tutto realizzato con la maestria dell'artigiano e la produttività dell'industria, ma a volte tutta questa quantità di poltrone non impreziosisce la casa, a volte la peggiore. Il riferimento è alla vicenda legata a Vittorio Torbianelli e quindi quella revoca che è stata disposta nei giorni scorsi e che ha al suo interno un'impronta politica, e qui anche il discorso delle poltrone e dei posti da spartire in quelli che sono i ruoli di vertice delle grandi realtà statali o parastatali, in questo caso la situazione del porto di Trieste. La mostra, siamo alla pagina della cultura, l'arte nel segno degli psicologi, e poi Illy Caffè, una filiale anche in Svizzera, un ribilanciamento delle priorità in chiave europea. Illy Caffè ha acquistato il controllo del 100% del distributore svizzero con sede a Thalwil nella Svizzera tedesca. Da luglio anche nel paese elvetico sarà una filiale dell'azienda triestina a occuparsi direttamente di mettere sul mercato della grande distribuzione e nel canale Oreca il caffè prodotto in via Flavia. Questo dunque è il passo di Illy Caffè che va in Svizzera per l'acquisizione al 100% del canale distributivo. Abbiamo visto dunque la prima pagina. Andiamo alle notizie di Trieste, l'ultima misteriosa lettera di Liliana: quando non ci sarò più, tu cercami, una poesia malinconica spedita via mail all'amico Sterpin poco prima di sparire nel dicembre del 2021. Il testamento di Lilli, ma allora non capì. Il messaggio non è stato trattato nell'incidente probatorio. Questo ieri, nei scorsi giorni, nel corso di questo interrogatorio di incidente probatorio che anticipa di fatto la raccolta di prove da parte della Procura verso Claudio Sterpin, che è stato poi anche piuttosto severo nel non voler rilasciare dichiarazioni all'uscita dal tribunale, e qui viene riportata in questa pagina questa poesia che viene scritto, ha prodotto Liliana Resinovic verso lo stesso Claudio Sterpin. Come scrive Laura Tonero, c'è una lettera molto suggestiva che Liliana Resinovic ha spedito via mail all'amico Claudio Sterpin una decina di giorni prima della sua scomparsa. È stata la sua ultima lettera, un testo che di fatto è una poesia che Liliana ha fatto propria, aggiungendo in calce "tua Lilli", una missiva che è agli atti assieme ai tanti altri messaggi che la coppia si era scambiata, una specie di testamento, sostiene Sterpin. Allora, dico la verità, quando via mail mi era arrivato quel suo messaggio non avevo dato particolare importanza. Rileggendo ora quelle parole, c'è da non dormirci la notte, una stretta al cuore, ammette lo stesso Sterpin. È chiaro che con il senno di poi anche la lettura da parte nostra, da parte del pubblico, viene interpretata come un messaggio di un qualcosa che poteva essere già in corso, qualche turbamento di Liliana che l'ha spinta a riportare una sorta di messaggio d'addio verso Sterpin, ma questo sarà poi approfondito e ovviamente acclarato e confermato da chi sta seguendo le indagini. Andiamo invece a un'altra notizia: criminalità e lotta all'evasione, gli obiettivi delle Fiamme Gialle, il 251esimo anniversario della fondazione del corpo. Ieri c'è stata la cerimonia nella sede del comando regionale delle Fiamme Gialle che come ogni anno ha svolto una giornata di festeggiamento.
Abbiamo seguito ieri proprio tutte le fasi di questa mattinata, andiamo a rivederle nel servizio. Dove la vittoria le porga la chioma. E con l'inno nazionale che la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha celebrato il 251esimo anniversario della fondazione del Corpo, ricordando anche i 60 anni del soccorso alpino e il centenario degli sciatori delle Fiamme Gialle. Dal 1° gennaio dello scorso anno oltre 30.000 interventi sul territorio, 5.000 pattuglie, 63.000 turni di vigilanza doganale, 180 operazioni di soccorso alpino che hanno salvato 250 persone. Il generale Fabrizio Nieddu, comandante regionale, ha ricordato i caduti del Corpo, i 97 militari delle foibe, i 3 finanzieri del soccorso alpino e Carlo Legrottaglie tra le altre forze di polizia. Importanti anche i risultati nel contrasto all'illegalità economica, oltre 1.100 lavoratori irregolari scoperti, 260 evasori totali, 130 milioni di euro sequestrati, una criptovaluta illecita smantellata. È una regione che è sostanzialmente connotata da un diffuso senso della legalità e che con ogni buona approssimazione è capace di respingere già per indole l'illegalità. Ma questo non significa che non si debba prestare particolare attenzione, soprattutto con quella che è una connotazione della Guardia di Finanza particolare, che è quella dell'attività di prevenzione, di vigilanza, controllo e quindi di prevenzione di eventuali fenomeni illegali. Per l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, la collaborazione con le forze dell'ordine è costante e strategica per tutelare una regione virtuosa ma non immune dai rischi di infiltrazioni. La sottosegretaria Sandra Savino ha definito la Guardia di Finanza un presidio insostituibile per la sicurezza e la legalità. Ci sono dinamiche diversificate ed è per questo che il lavoro della Guardia di Finanza è un lavoro molto importante, anche perché la Guardia di Finanza ha sviluppato delle competenze al passo con i tempi. Quindi ci sono tematiche anche particolari, dinamiche che riguardano temi come le criptovalute, temi che riguardano l'informatica, quindi oltre al lavoro normale, diciamo, quello che riguarda le frodi, l'evasione, ma ci sono anche questi temi che sono molto particolari, molto attuali e anche qui questa competenza permette appunto di far fronte a questi nuovi reati. Proseguiamo con la lettura delle notizie interne alla sezione della cronaca di Trieste con il capitolo della cabinovia. Gli eletti tornano in aula, il rebus sui tempi e la scure del TAR. Oggi nuova seduta dedicata alla variante, la discussione verso la pausa per altre delibere urgenti. Leggiamo: il Consiglio Comunale è convocato per stamattina a partire dalle 9. I lavori si protrarranno fino al pomeriggio. Tra i banchi circola l'ipotesi di spingersi fino a sera, di tirarla per le lunghe, ma servirebbe a poco perché è difficile che l'approvazione della variante accesso nord per la cabinovia possa arrivare già in questa convocazione. Nella migliore delle ipotesi la discussione potrebbe allungarsi fino a luglio inoltrato, forse anche dopo la sentenza del TAR sui ricorsi pendenti contro l'opera. Il parere sensibile a quel punto sarà quello del giudice, che di fatto andrà a fornire le informazioni che serviranno poi tanto al comune quanto anche ai contrari all'opera per poter poi affinare le proprie posizioni. Atti fermi da settimane e riunioni annullate, l'effetto collaterale a risentire del momentaneo blocco in cui si è impantanata l'aula, fermata tra un centrodestra intenzionato ad approvare la variante prima delle sentenze del TAR sulla cabinovia e un centrosinistra pronto all'ostruzionismo più agguerrito pur di ostacolarne l'iter, non solo la sfilza di delibere ferme da settimane, ma anche una serie di commissioni dapprima programmate per questo periodo, ma inevitabilmente rinviate o revocate. Tra queste, 2 sedute annullate, una della 4ª e una della 6ª commissione, e il rinvio per ben 2 volte di un sopralluogo previsto a Villa Hagi Consta, richiesto da Paolo Altin di Punto Franco. Questi sono gli effetti, come detto, che seguono al prolungarsi del discorso in aula sulla cabinovia. L'opposizione bacchetta Ukmar, l'unica alternativa è un tram, chiarimento dopo le parole del Dem, no a funicolari turistiche. L'unica alternativa alla cabinovia è una linea tranviaria che dalla costa a Via Flavia,
coerente con le esigenze quotidiane di chi vive davvero la città. I partiti di centrosinistra, Partito Democratico, adesso Trieste, Punto Franco e 5 Stelle, lo chiariscono all'unisono, mettendo a tacere ogni teoria del centrodestra che li vorrebbe spaccati attorno a un'ipotesi che anzi non intendono prendere in considerazione né utilizzare come moneta di scambio. Nessuna apertura dunque al prolungamento del tracciato fino a Montegrisa, come proposto dall'assessore Giorgio Rossi, ipotesi che l'opposizione ritiene semmai una ammissione dell'inutilità del progetto, né un'ipotetica funicolare tra Barcola e il santuario. Alternativa a quest'ultima che era sembrata riaffacciarsi nel dibattito dapprima con un intervento in aula del Dem Francesco Russo, poi con le dichiarazioni del collega Stefano Ukmar pochi giorni fa, dettosi disposto a discuterne quale soluzione prettamente turistica previo il ritiro della variante e purché ci siano i presupposti in termini di sostenibilità ambientale e economica e non comporti esproprio o sorvoli delle proprietà private. E invece no, la nota congiunta chiarisce la posizione condivisa all'unisono dell'opposizione. Ribadiamo la nostra convinzione della necessità che Trieste si doti di una rete moderna ed efficace di trasporto di massa a guida vincolata lungo i principali assi di mobilità della città, dalla linea di costa alla direttrice Carducci d'Annunzio Istria Flavia, quindi quella del così chiamato tram treno, e quindi il centrosinistra fa in qualche modo quadrato attorno a se stesso anche con le dichiarazioni di alcuni consiglieri, in questo caso il consigliere del Partito Democratico Ukmar. Finto impiegato comunale in azione, truffa all'asilo delle suore salesiane. Dalla segreteria dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Via dell'Istria parte il bonifico richiesto, 4.900 euro. Indagine affidata ai carabinieri. Durante la telefonata il malvivente sosteneva che ci fosse un errore nei fondi concessi. Qualche dettaglio in più lo ha raccolto Umberto Bosazzi, è andato in onda il servizio ieri nel corso del nostro telegiornale con questa situazione che effettivamente ha poi spinto il Comune di Trieste a mandare subito delle informative per allertare cittadini ma anche enti ed imprese a fare attenzione a questo tipo di truffe. Diffidate delle telefonate da parte di chi per conto dell'amministrazione chiede pagamenti di somme di denaro. Il Comune di Trieste interviene con una nota dopo che l'Istituto Maria Ausiliatrice di Via dell'Istria è rimasto vittima di un raggiro. Stamani 2 persone si erano presentate alla segreteria della scuola come emissari di Palazzo Sipario, convincendo poi la segretaria dell'istituto ad effettuare un bonifico di poco inferiore ai 5.000 euro, altrimenti non prenderete più i contributi scolastici. I due hanno fatto poi perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri di Via dell'Istria in seguito alla denuncia presentata dalla stessa segretaria raggirata. Il Comune poi, nella stessa nota, ricorda ai cittadini di non far entrare in casa persone che dichiarano di essere dipendenti dell'amministrazione comunale e chiedono somme per sanare presunte irregolarità fiscali. In caso di dubbi, precisa sempre Palazzo Sipario, e di perplessità, è meglio chiamare sempre le forze dell'ordine. Andiamo al backstage dei volti e le voci del Cirque du Soleil, dietro le quinte dello show che sta incantando triestini e turisti, il trapezzista Tuniziani, noi come una famiglia costruita sul concetto di fiducia totale. Trieste è una città che ci ha accolti con entusiasmo, pubblico preparato e caloroso. In questa descrizione di Sara Del Sal, tutto il dietro le quinte, durante gli allenamenti, durante le prove tecniche, anche delle luci, dei suoni. Qui vedete poi, curiosità, proprio il nostro Umberto Bosazzi, che, eccolo qua in camicia e in cravatta, che ieri è stato nel backstage, ha raccolto le dichiarazioni di un triestino che lavora all'impianto delle luci. Sentiamo. Già più di 23.000 persone hanno assistito ad Allegria in New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil che resterà a Trieste fino al 13 luglio, per le cui recite sono già stati venduti più di 50.000 biglietti. Oggi pomeriggio i giornalisti e gli operatori hanno potuto dare un'occhiata dietro le quinte di uno spettacolo che sta conquistando il pubblico e venire a sapere, ad esempio, che 2 triestini fanno parte del cast tecnico dello show, Stefano Visentin e Davide Comuzzi. Abbiamo incontrato Comuzzi nel backstage fra le prove degli acrobati e il riscaldamento degli artisti. Comuzzi, come del resto Visentin, ha un passato, nel suo caso piuttosto recente, fra i tecnici del Rossetti, il che equivale ad un curriculum di tutto rispetto. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare in questi anni con la crème dei tecnici e delle produzioni a livello internazionale e questo sicuramente mi ha aiutato a capire come funziona questo mondo al di fuori della tradizione del teatro.
Nonostante l'esperienza, nonostante le migliaia di spettacoli al suo attivo, Comuzzi è particolarmente emozionato, comprensibilmente, per essere dietro le quinte di questo spettacolo nella sua città. È un'emozione incredibile essere qui, avere l'occasione di lavorare con una compagnia di così alto livello e di aver portato appunto allegria a uno spettacolo forse il più iconico del Cirque du Soleil a Trieste, nella mia città. È un onore incredibile. In definitiva, è curioso che a Trieste uno spettacolo che cita la luce nel proprio sottotitolo si affidi ad un triestino per dar luce allo show. Mi occupo dal montaggio delle luci durante l'allestimento fino alla messa in scena e alla realizzazione effettiva dello spettacolo alla console. E questo viene raccontato su 2 pagine oggi, 10 costumisti, scarpe da sogno alle lezioni per farsi il trucco, maschere per la magia e poi l'allenamento degli acrobati, dello staff, insomma tanto nel dietro le quinte del Cirque du Soleil. Andiamo alla cronaca: 20enne aggredito e rapinato con la minaccia di un coltello, era stato avvicinato sotto i portici di Passo Pecorari e derubato del cellulare da 2 uomini. Racconto alla madre, poi la denuncia, al vaglio le immagini delle telecamere, l'indagine dei carabinieri. Rivolta a Udine, Triestino ferisce 4 agenti nel carcere di via Spalato, era stato trasferito dal Coroneo dopo le violenze organizzate avvenute la scorsa estate all'interno del penitenziario, assieme a lui un altro detenuto. Andiamo a leggere accanto, anzi subito sotto: Palinuro, già nel Golfo, in attesa del concerto, la nave palcoscenico per il concerto di venerdì. E poi progetto Ecomostro, adesso Trieste contesta i 7 piani di un edificio in costruzione in via Udine, che vedremo tra poco. Prima però collegamento con la centrale operativa della polizia locale. Per noi in linea l'assistente scelto Marco Cerneca, a cui do il buongiorno e chiedo qual è la situazione che ci può descrivere per la giornata di oggi in termini di appuntamenti e previsioni di traffico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale che vede traffico scarso, diciamo, su tutta la rete del comune. La notte è passata tranquilla, le nostre pattuglie hanno effettuato un rilievo di un sinistro stradale con ferito di lieve entità in piazza Puecher, un'auto e un motoveicolo. In serata abbiamo avuto una segnalazione da parte di Acegas per lavori urgenti in via Polonio verso via Battisti, che comportava la chiusura della stessa, ma dovrebbe essere già risolto, per cui ripristinato il tutto. Ricordo anche oggi continuano i lavori in viale Miramare 275 sulla rete idrica, sempre da parte di Acegas, che prevedono l'istituzione di un senso unico alternato con movieri sul posto e quindi possibili ripercussioni sul traffico con code sia in entrata che in uscita. E ancora una cosa, in mattinata è previsto nella zona di San Giusto l'arrivo di un autoveicolo di grandi dimensioni sul piazzale della Rimembranza e sono perciò in atto dei divieti di sosta e fermata con rimozione sia sul piazzale della Rimembranza, sul viale della Rimembranza, e una nostra pattuglia sarà presente per eventuali sgomberi. Ricordo che i parcheggi sulle rive sono sempre interdetti per l'arrivo di un'altra nave da crociera. Ultimo avviso, sono previsti sempre dei lavori in orario notturno fino al 28 di giugno, fino a sabato, per il rifacimento della segnaletica orizzontale, e le zone interessate sono Roiano, Gretta, Strada del Friuli, zona di via Rossetti, via La Marmora e poi la zona di Valmaura, Servola. Altre cose in agenda per oggi non abbiamo in programma, per cui vi ritornerei la linea augurando una buona giornata. Una buona giornata anche a lei, un buon lavoro, così come a tutti i colleghi, grazie e ancora a risentirci poi l'edizione di pranzo. Proseguiamo, come detto, con questa posizione espressa dal gruppo politico di Adesso Trieste, che ieri ha organizzato una conferenza stampa alle 9 di mattina ieri, davanti a questo considerato ecomostro, progetto ecomostro in via Udine, con un palazzo che
a loro detta spicca in maniera prepotente rispetto agli altri edifici della zona. Un nuovo edificio di 10 piani in via Udine tra Roiano e Scorcola sta facendo discutere residenti e opposizione. Alto 34 metri, spicca tra gli altri palazzi del quartiere, in una zona dove solitamente anche piccoli interventi sono soggetti a vincoli. Questa mattina alle 9 i consiglieri di Adesso Trieste hanno organizzato una conferenza stampa proprio sotto l'edificio per denunciare quello che definiscono un intervento fuori scala e fuori contesto. Noi abbiamo fatto il lavoro che deve fare una circoscrizione, cioè raccogliere le istanze, le proteste delle persone che vedono questo ecomostro alle nostre spalle, sia dal punto di vista della parte anteriore che posteriore, quindi via Udine, via Tor San Piero e via Cordaroli. Secondo il gruppo la costruzione è il frutto di un utilizzo forzato delle deroghe previste dal piano casa, una legge regionale che consente ampliamenti anche consistenti, ma che nei centri storici dovrebbe valere solo in casi specifici autorizzati dal comune. Nel 2018 però una modifica approvata dalla maggioranza di centrodestra ha reso possibile applicare il piano casa anche a edifici storici, come quello che sorgeva al civico 67-69 di via Udine, un passaggio normativo che secondo Adesso Trieste apre la strada a operazioni che rischiano di alterare l'identità della città. Vanno sicuramente cambiate delle norme che sono ingiuste, perché giustamente la cittadinanza si indigna di fronte a una situazione a quale per cambiare un infisso c'è bisogno di seguire delle regole giustamente stringenti per mantenere la qualità di un'area tutelata, e poi di fronte a quelle stesse finestre viene innalzato un edificio di 34 metri senza alcuna considerazione nei confronti del contesto. A far discutere anche l'aspetto economico, nonostante i 7 nuovi piani, l'intervento non ha previsto contributi di costruzione. Grazie a una combinazione di norme regionali, la superficie imponibile è rimasta sotto il 20% di aumento, anche trasformando il piano terra in parcheggio. Il caso di via Udine solleva dubbi sull'efficacia della pianificazione urbanistica e preoccupazioni per possibili effetti simili in altre aree della città. Leggiamo ancora il Piccolo, area di servizio di Duino Nord, smantellata e rimessa a nuovo, struttura più funzionale in vetro e metallo, aumentano posti auto e colonnine per ricariche elettriche. Leggiamo accanto alcune altre notizie. In aula a San Dorligo della Valle Dolina il bilancio, l'edilizia e la scuola. Sarà dedicato principalmente al bilancio, l'odierno Consiglio Comunale di San Dorligo della Valle alle 17, aula di Dolina. All'ordine del giorno la variazione urgente al bilancio 2025-2027 e la salvaguardia dell'equilibrio e assestamento generale del bilancio per lo stesso biennio. A Muggia il Consiglio Comunale parte dai centri estivi. Oggi alle 8:30 nella sala consigliare del Palazzo Comunale di Piazza Marconi si terrà il Consiglio Comunale di Muggia. Si comincia con 6 interrogazioni, tra queste l'intervento della Polizia Locale nel Parco Pubblico del Rio Ospo e lo spostamento dell'ambulanza del 118. Alle 9:45 si procederà con la discussione e la messa in votazione di 6 delibere, tra cui quella sulla variazione urgente di giunta sui centri estivi per l'infanzia e il conferimento del Leon di Muggia d'Oro a Vasco Vascotto. Sono infine 9 le mozioni a risoluzioni previste, da quella sulla gestione della casa di riposo di Muggia al contenimento dei cinghiali, passando per la crisi Tirso, i TIR, la viabilità, alle noghere e all'uso di bus elettrici del trasporto pubblico locale da utilizzare lungo il Mandracchio. Muggia davanti all'emergenza Fugnan, 7 fasi per il cantiere da 410 giorni, all'inizio dei lavori nel sottosuolo previsto a fine luglio, con una posizione, quella del comune di Muggia, la giunta Polidori, molto ferma sulla necessità di intervenire in queste 7 fasi. Sarà un percorso lungo ma necessario per mettere a posto tutto il canale della fognatura del Fugnane. Noi ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ritorneremo tra qualche minuto con la lettura delle ulteriori notizie del quotidiano Il Piccolo, tanto nella sua veste locale quanto poi in quella delle notizie nazionali e internazionali. Ci vediamo tra qualche minuto. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste per la prima ora di rassegna stampa. Abbiamo dato un'occhiata alle notizie locali della sezione della cronaca di Trieste del Piccolo. Adesso uno sguardo alle notizie di primo piano del quotidiano, con la situazione
all'estero, in particolare in Medio Oriente. Trump impone la pace, Israele e Iran fermano il conflitto dei 12 giorni. L'ira del presidente statunitense per le violazioni in mattinata, non sanno che fanno. Poi la svolta in serata e l'annuncio della fine delle restrizioni per i civili israeliani. Il conflitto era iniziato il 13 giugno con l'operazione Leone Nascente, dai missili su Doha al post su Truth. Le ore della svolta con la regia degli Stati Uniti. Decisiva la telefonata di Trump ad Al-Thani della Situation Room per la mediazione con Teheran, dopo che Washington aveva già in tasca il via libera israeliano. Qui vediamo la foto del vicepresidente statunitense J.D. Vance con il presidente Trump nella Situation Room della Casa Bianca, Trump che indossa il cappellino Make America Great Again. Bibi rivendica una grande vittoria e ritrova il sostegno del suo paese. Israele volta pagina, Netanyahu, celebrato dai suoi, ha condotto una delle campagne più gloriose nella storia dei conflitti. Oggi il focus si sposta sulla tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Fra Hamas e Israele sono attesi negoziati sulla striscia nei prossimi giorni. Tel Aviv si torna a vivere tra musica e movida. Un minuto prima delle 20 il messaggio dell'IDF alla popolazione ha riacceso Tel Aviv, fine delle restrizioni. Intanto per le prossime 48 ore si torna a scuola, a lavoro, in presenza in tutto il paese e ci si può riunire, incontrare e passeggiare senza l'ansia di tenere sempre d'occhio l'area protetta più vicina. Coop Alleanza 3.0 vende la Gaza Cola e toglie dagli scaffali i prodotti di Israele. L'azione simbolica del gruppo, questa è una delle conseguenze in qualche modo commerciali che seguono di fatto alla situazione che si sta verificando in Medio Oriente, anche con un messaggio chiaro quello che manda Coop Alleanza 3.0. Ciclone Trump al vertice. L'intesa non è scontata, la NATO punta al 5% e scontro con la Spagna che non è d'accordo sulla spesa prevista per la difesa militare. Il tycoon, la partecipazione degli USA alla NATO dipende da quanto gli alleati spenderanno. Qui i principali leader nel vertice NATO, c'è anche Giorgia Meloni a rappresentare l'Italia, poi Donald Tusk per la Polonia, Pedro Sánchez per la Spagna, Mark Carney per il Canada, Erdogan per la Turchia, Friedrich Merz per la Germania, c'è il presidente Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Mark Rutte, segretario generale della NATO, Emmanuel Macron per la Francia, ovviamente Donald Trump per gli Stati Uniti e Keir Starmer per la Gran Bretagna. Questo è il tavolo dei principali leader tra l'Europa, gli Stati Uniti e la NATO, oltre che ai vertici delle rappresentanze europee fra la Commissione e il Consiglio europeo. Mosca dice: ci fanno passare da mostri per giustificare l'aumento del budget militare, la posizione del Cremlino. Disgelo tra Parigi e la Casa Bianca, Macron parla di una telefonata, il duello Francia-Stati Uniti. Il segretario generale del Patto Atlantico rassicura sull'esito delle trattative. C'è anche il pressing di Zelensky sull'Europa, con i nuovi scenari teme l'abbandono, la strategia di Kiev per non sentirsi all'angolo, visto che il conflitto lì continua e Zelensky chiede rassicurazioni sul futuro. Meloni si schiera con il presidente Trump: se vuoi la pace prepara la guerra. La premier in Senato scatena l'ira delle opposizioni, sia una colonna europea dell'Alleanza Atlantica. Il reportage: nella base UNIFIL tra missili e sirene, una tregua esile e così definita. Il cessate il fuoco spinge le borse, resta la caduta per il petrolio e il gas con le ripercussioni sull'economia. Politica interna anche sulla situazione del conflitto o del riarmo. Conte cavalca la protesta dell'anti-summit, muro delle sinistre europee proprio sul riarmo, nel mirino la politica trumpiana sulle guerre. Benzina, il caos dei prezzi, come dalla prima pagina i consumatori denunciano rincari ingiustificati, tariffe su in regione. L'andamento nazionale e internazionale con un saldo tra aumento prezzi finali e quotazioni dei raffinati, compresa l'IVA, è il saldo dell'aumento dei prezzi finali e quotazioni raffinati tanto della benzina quanto del gasolio, con un leggerissimo aumento nel self e una diminuzione nel servito, una diminuzione invece in entrambi per quanto riguarda il diesel. Qui ci sono
diversi andamenti dei prezzi, tanto nel mercato internazionale quanto nella distribuzione di tutta la rete nazionale e quella anche della rete autostradale, che però segnano un delta percentuale con il più davanti, quindi un aumento seppur minimo dei prezzi. In Slovenia è braccio di ferro, Petrol chiude 4 stazioni, la protesta contro il governo. Gradimento in crescita per l'app Carburanti, sono quasi 200.000 i residenti che la usano, anche i distributori hanno accelerato il processo di digitalizzazione, ormai quasi tutti sono dotati di POS abilitato alla lettura del QR code. Le associazioni petrolifere dicono ingiuste le accuse di speculazione, il garante ha deciso di convocare oggi la commissione di allerta rapida. Scocimarro, la modernizzazione avanza, così riusciamo a semplificare la vita dei cittadini, dice l'assessore regionale ad ambiente ed energia riguardo l'utilizzo della app. Entro l'anno è in arrivo il sistema autonomo per attivare le tessere sconto, ma resterà anche il servizio agli sportelli. Andiamo alle questioni politiche interne al Paese. Terzo mandato, la sfida della Lega, l'iniziativa del partito di Salvini, un emendamento per cancellare il limite, la mossa del Carroccio per non lasciare nulla di intentato per la ricandidatura di Zaia, partita che si gioca prevalentemente guardando alle elezioni del Veneto del prossimo autunno di quest'anno, del 2025, ma i riflessi poi possono avere anche interessi nei confronti del Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni italiane. Ieri abbiamo parlato con il presidente Massimiliano Fedriga, in realtà non tanto di una questione legata al terzo mandato, quanto delle possibili ripercussioni economiche e anche di sicurezza in Friuli Venezia Giulia a seguito delle tensioni internazionali. Fedriga poi ha anche parlato della mozione che sarà presentata oggi in Consiglio regionale e che pone una questione di fiducia, una mozione che in qualche modo metterà in discussione il suo mandato, ovviamente dovendo incassare la fiducia del Consiglio regionale. Sentiamo l'intervista a Fedriga. Ad oggi non c'è indicazione di alcun tipo di pericolo o rischio per le basi americane presenti sul territorio nazionale. Ovviamente è una situazione che deve essere continuata ad essere monitorata e il governo sta lavorando in questa direzione. Niente allarmismi, però massima attenzione. L'innalzamento del livello di sicurezza alla base americana di Aviano, con controlli potenziati all'ingresso nel perimetro della struttura militare, è sicuramente un atto dovuto dopo i bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran. Sale l'allerta terrorismo, ma non c'è alcun segnale di pericolo che possa coinvolgere la base militare statunitense sul territorio italiano. Ad ogni modo, in prefettura a Pordenone è stato convocato il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nulla va lasciato al caso ed è facile prevedere un'intensificazione della sorveglianza. Non solo tensioni internazionali, Fedriga ha anche parlato della mozione di centrodestra che chiude la crisi di maggioranza depositata ieri sera e che verrà presentata in aula di Consiglio regionale domani. Il governatore del Friuli Venezia Giulia porrà la questione di governo, leggasi la fiducia. Su una mozione così importante che testimonia la volontà di andare avanti insieme, penso sia necessario che si ponga la questione di governo. Secondo il documento, Fedriga è riconosciuto come garante e arbitro della coalizione. Si andranno a toccare tematiche di ogni assessorato per accelerare su certe questioni, come la nuova legge elettorale per le province. Si parla di sanità, il punto d'avvio della crisi, si chiede un cambio di passo sulle infrastrutture per rivedere il piano paesaggistico regionale. Questi sono solo alcuni dei punti della mozione programmatica di governo al voto il 1 luglio. Un impegno a prendere atto che tutte le scelte dovranno scaturire da un ampio confronto nella maggioranza. E su questo ovviamente vogliamo continuare a lavorare negli anni a venire, perché i numeri testimoniano, anche adesso abbiamo proprio come giunta presentato il DEFR, testimoniano gli ottimi risultati del Friuli Venezia Giulia con una crescita importante a favore delle nostre imprese, dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, e questo ci permette di continuare ad garantire i finanziamenti per tutte le iniziative strategiche della Regione. Infine Fedriga ha commentato la scelta della federazione di ospitare nuovamente a Udine la partita di calcio Israele-Italia, decisione che ha scatenato polemiche. Ed anzi lo sport ha sempre favorito l'incontro e il dialogo. E vedere che quando ci viene assegnato comunque l'onore di ospitare la nostra nazionale nella nostra regione e a Udine ci siano l'ennesima polemica orchestrata da una parte politica, la vedo come qualcosa che non favorisce il dialogo, che favorisce anche l'incomprensione e lo scontro.
E sulla questione di fiducia l'opposizione, oggi riportato questo articolo sul Piccolo, l'opposizione sulla mozione di fiducia è epilogo di una sceneggiata ridicola. Oggi il documento in Consiglio regionale, la posizione di Diego Moretti, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, di Caterina Conti, segretaria regionale dei Dem. La fondo di Fedriga, c'è chi vuole eliminare l'avversario per legge, sondaggio fiducia al 70%. Il governatore dice ognuno si prenderà le proprie responsabilità. L'indagine Ipsos conferma l'ampio consenso di Presidente e Giunta. Questo è il giudizio sull'operato della Giunta in questo grafico, con l'efficacia della Giunta regionale e il gradimento dei cittadini. Il 77% dei giovani esprime stima per l'operato del vertice dell'esecutivo regionale. Domani il voto, il vice premier potrà rivendicare di aver fatto tutto il possibile per aiutare il Presidente Veneto, siamo alla partita interregionale sul terzo mandato. La Russa ironico, più un tramonto che un'eclissi, ma staremo a vedere cosa potrà accadere. Deborah Serracchiani parla di mosse ad personam. L'istanza poi del centro-sinistra, cessate il fuoco a Gaza e Consiglio voti unito. La Regione si impegna a promuovere la pace e i diritti umani internazionali per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Se il titolo sintetizza il contenuto della mozione presentata dall'opposizione in Consiglio regionale, l'obiettivo va oltre. L'auspicio dei capigruppo intervenuti ieri a Udine è quello di raccogliere anche il consenso della maggioranza. Andiamo ad altre notizie, l'attualità. Il matrimonio dell'anno, nozze di Bezos, Venezia inizia a blindarsi. Già domani navigazione vietata in Rio Madonna dell'Orto, via le feste, allargata la no-fly zone, nessuna zona rossa. Ivanka Trump con la famiglia, i VIP sono già arrivati in laguna, la figlia del Presidente degli Stati Uniti alloggia in una suite del St. Regis Hotel, altri maxi scafi attraccati, ci sono il patron del Fulham e l'oligarca russo. Contestatori intanto rinunciano al tuffo collettivo, sarà un più semplice corteo. Qui le immagini con lo yacht dell'invitato, nella foto grande si vedono gli sposi attesi a Venezia, Lauren Sanchez e Jeff Bezos. Qui sopra, invece, nell'immagine più piccola, lo yacht World Dreams dell'oligarca russo Andrei Kostin. Fra gli invitati è quello che è stato definito il matrimonio dell'anno del patron di Amazon. Perché facciamo pochi figli? L'opinione di Ferdinando Camon con questo rimando alla denatalità. Andiamo alle notizie di cronaca. Purtroppo parliamo di un incidente mortale nel Goriziano. Si schianta con la moto, muore a 23 anni. L'incidente a Gorizia, vicino alla Casa Rossa, dove Giuseppe Anfora lavorava alla sicurezza dei concerti. L'impatto sul palo e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Le due ruote elettriche gli era stata prestata poco prima, la corsa è durata pochi minuti. Slogan anti-Musk, presa di mira una Tesla con lo spray a ronchi, raid dei vandali nella notte dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran, la proprietaria dice che colpa ne ho io, sul fatto indagano i carabinieri. Ci sono dunque mosse che vogliono essere simboliche nei confronti di chi ha appoggiato una determinata politica, in questo caso Elon Musk, patron di Tesla e di SpaceX, fra le altre imprese da lui possedute e gestite. Goletta Verde promuove mare e coste della regione, da Trieste a Lignano, entro i limiti di enterococchi ed Escherichia coli, rilevati sui litorali e nei fiumi dal monitoraggio annuale di Lega Ambiente. Ieri infatti conferenza di Goletta Verde, di Lega Ambiente, per fare proprio il punto sullo stato di salute delle acque regionali che promuovono di fatto il territorio triestino. Ci sono alcuni punti di criticità che sono per lo più punti storici, come quello di Muggia e altri ancora. Torna il tour Zanzara Day, prevenzione sul territorio, qui la campagna descritta nell'articolo. Andiamo poi al caso, l'ospedale perde medici e allarme sanità a Pola, dopo l'unica cardiologa pediatrica via anche il neurologo di bambini e ragazzi. La deputata Radolovic, responsabilità collettiva, il sistema sta collassando. Precedenza di imbarco agli isolani invece a Cherso, questo rimando dall'articolo. Energia e ambiente, al via i 90 giorni di dibattito pubblico sul sito per la centrale di Krsko 2.
nuova centrale nucleare, da luglio la raccolta delle osservazioni, opinioni e dubbi al vaglio di una task force, poi la bozza di piano. L'investimento a un valore compreso fra i 9,6 e 15,4 miliardi di euro. Più passeggeri ma meno merci a bordo dei treni in Croazia, i dati del primo trimestre del 2025. L'economia, Montepaschi, ok della BCE, per Mediobanca faro dell'Europa, l'istituto incassa il nulla osta, ma l'Unione Europea indaga sulla cessione delle quote sotto la lente del collocamento del tesoro del 15% del capitale del Monte. Banca Acros replica, nessun grande investitore è stato escluso. L'impianto invece di Marghera, Saipem, sigla con Enilive una maxi commessa per la bioraffineria, quella di Porto Marghera, proprio di Enilive. Premiate oggi a Ronchi le 100 migliori imprese del Basso Isontino, l'evento Best Performer. Proseguiamo con sempre la pagina economica. Il leone alato spicca il volo, puntiamo sull'agri-food. Igor Boccardo, amministratore delegato della holding agroalimentare di Generali: così valorizziamo i nostri territori, un business da 50 milioni, quasi un terzo dal vino. Nel 2024 prodotte 4 milioni di bottiglie, dalle tenute ricavi per 16 milioni, gestiamo in tutto 600 ettari vitati. Multiutility, il gruppo ERA rileva il 25% di Est Energy da Ascopiave. ERA completa l'acquisizione del 25% di Est Energy da Ascopiave come effetto dell'esercizio dell'opzione concordata al momento della nascita della partnership tra i due gruppi. Il perfezionamento dell'operazione, comunicato ieri, fa seguito all'annuncio congiunto dello scorso 16 dicembre del 2024. Illicaffè acquisisce il distributore elvetico, parla l'amministratore delegato Cristina Scocchia, cresce il presidio europeo. Dal 1 luglio l'azienda opererà in Svizzera tramite una filiale. Come detto, Scocchia rilancia dicendo: ribilanciamo investimenti e priorità sullo scacchiere. Qui Giorgia Pacino in un'intervista proprio all'amministratrice delegata di Illicaffè, Cristina Scocchia. Pagina della borsa che tralasciamo. Se la politica spartitoria mette il porto nel mirino, il commento di Fabrizio Bancoli in questa pagina del Piccolo, il riferimento è proprio a quanto sta accadendo nelle nomine del porto e la vicenda che ruota attorno alla figura di Vittorio Torbianelli. Accerchiati da guerra e oltranza, invece, commento di Peppino Ortoleva, sempre sull'attualità internazionale. Diamo una rapida carrellata alle notizie locali. Per chi si fosse collegato da poco, l'ultima misteriosa lettera di Liliana: quando non ci sarò più, tu cercami. Una poesia malinconica spedita via mail all'amico Sterpin poco prima di sparire nel dicembre del 2021. Il testamento di Lilli: ma allora io non capì, dice Sterpin, il messaggio non è stato trattato nell'incidente probatorio. Qui del Piccolo vediamo riportata proprio questa poesia che inizia dicendo: io ci sarò, quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, e poi prosegue un tono e una scrittura poetica tra Liliana e Claudio Sterpin. Criminalità e lotta all'evasione, gli obiettivi delle fiamme gialle. Ieri l'esame dei dati nel corso del 251esimo anniversario della fondazione del Corpo. Torniamo all'Ovovia, gli eletti infatti tornano in aula, il rebus sui tempi e la scure del TAR. Subito sopra leggiamo: Panteca, vice della conferenza delle assemblee. Infatti Francesco Panteca è stato nominato vice coordinatore della conferenza dei consigli comunali dell'ANCI, l'organismo che riunisce i presidenti dei consigli comunali di tutta Italia. L'opposizione bacchetta Ukmar, l'unica alternativa è un tram, con l'opposizione che cerca di evitare fughe personali sulla questione Cabinovia. Finto impiegato comunale in azione, truffa all'asilo delle suore salesiane, richiesti 4.900 euro, era una truffa. Andiamo al backstage, i volti e le voci del Cirque du Soleil, il dietro le quinte dello show che sta incantando triestini e turisti, fra le prove degli acrobati e anche il lavoro anche dei tecnici che lavorano nel dietro le quinte dello spettacolo. Ventenne aggredito e rapinato con la minaccia di un coltello, l'indagine dei carabinieri, avvicinato sotto i portici di Passo Pecorari e derubato del cellulare da 2 uomini. Il racconto alla madre, poi la denuncia, al vaglio le immagini delle telecamere della zona. Rivolta a Udine, Trestino ferisce 4 agenti nel carcere di via Spalato. Progetto Ecomostro, adesso Trieste contesta i 7 piani di un edificio in costruzione in via Udine. Questa foto invece si vede la nave Palinuro già nel Golfo in attesa del concerto di venerdì.
L'area di servizio di Duino Nord smantellata e rimessa a nuovo, e poi il Consiglio Comunale tanto a San Dorligo della Valle d'Olina, che tratterà bilancio, edilizia e scuola, quanto a Muggia con la partenza oggi alle 8:30. Il tema sarà quello dei centri estivi, ma non solo. Muggia davanti all'emergenza Fugnan, 7 fasi per il cantiere da 410 giorni. Andiamo alla pagina quella sportiva con sono andato troppo oltre. Ecco qua, allenatori in ritardo, ancora in stallo la scelta tra Gorgone e Donati, ma alla Triestina quasi sempre i tecnici sono arrivati a luglio, a parte Santoni, che era stato annunciato invece poco prima. Ancora rumors sulla partenza di Alex Menta verso Monza. Alex Menta in partenza, è pronto a una nuova avventura, già emersa qualche giorno fa la voce sull'attuale direttore generale della Triestina, pronto a fare le valigie in direzione Monza. È riemersa ieri con decisione a Monza, dopo la retrocessione in Serie B, sta per andare in scena un cambio di proprietà al quale Menta potrebbe essere in qualche modo legato, come è stato del resto per le precedenti esperienze di Venezia e Trieste. Vedremo se nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più. Sul campo di Viale Sanzio, ecco l'Inter Summer Camp con ex Alabardati protagonisti. Riguardo al calcio giovanile, l'Ippica nel centrale di Montebello, dominio di Gadames Hop che si tiene dietro Garonna. Mattiasic al voto, oggi il presidente di Trieste della pallacanestro. Trieste parteciperà all'assemblea di Lega che dovrebbe eleggere Gherardini. Il mercato è ancora in stallo per quanto riguarda questa prossima stagione che comincerà a fine estate. Il team con gli ex biancorossi da spettacolo si impone nel torneo dell'Airball Cup 2025 e poi a Servola il campetto dove il ricordo di Sveva diventa un'ispirazione. Inaugurato in via Soncini il nuovo impianto intitolato alla giovane tifosa biancorossa, alla cerimonia presenti anche Tanevic e De Paul. Vediamo i momenti di questa inaugurazione. Nel cuore di Servola il campo di basket dell'area dell'ex cinema è stato rinnovato e dedicato a Sveva, la bambina triestina scomparsa prematuramente nel settembre del 2019 dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore al rene diagnosticato nel maggio 2018. Sveva non era solo una giovane guerriera ma anche una grande appassionata di basket, uno sport che amava con tutto il cuore. Oggi è una giornata di festa per Servola ma soprattutto per la servolana. Andiamo a inaugurare il campo di basket completamente riqualificato. Il comune dopo non poche difficoltà è riuscito a portare a termine questa bellissima opera. 180.000 euro di investimento dove è stato riqualificato veramente tutto. Da oggi il campo è utilizzabile dalla Servolana che con i suoi tanti iscritti ne farà sicuramente un bellissimo uso, ne siamo convinti. È un momento di festa anche per la famiglia della piccola Sveva. Sveva è una bambina che è morta prematuramente, i genitori sono delle persone speciali che hanno creato l'associazione Io Tifo Sveva e questo campo viene oggi dedicato a lei con un atto veramente di gioia per il futuro della vita di questi bambini e con un pensiero ovviamente ai bambini che stanno ancora soffrendo. L'intervento di manutenzione straordinaria finanziato con 180.000 euro del programma comunale dedicato agli impianti sportivi ha previsto il rifacimento completo della pavimentazione e la riqualificazione dell'area circostante, rendendo il campo più accessibile e accogliente per tutta la comunità. I lavori affidati all'impresa triestina Pittini sono iniziati nell'agosto 2024 e si sono conclusi a fine maggio di quest'anno, nonostante qualche ritardo dovuto alle condizioni climatiche. Questa intitolazione vuole essere un omaggio affettuoso a Sveva e un segno di speranza per tutte le giovani generazioni, un invito a vivere lo sport con passione e a non arrendersi mai, proprio come ha fatto lei. Andiamo a vedere le ultime notizie di sport dal piccolo. Marussi pronta al ritorno, ora mi sento più matura, poi da pallanuoto femminile, l'atleta è reduce dalla promozione in A1 con Civitavecchia, grande esperienza, mai smesso di seguire le orchette. Atletica, le squadre triestine fanno la voce grossa ai Master di Misano. E poi basket, la storia è già qui, l'Italia femminile conquista la semifinale agli europei, non succedeva da 30 anni quando in panchina c'era Sales. Qui vediamo proprio le euromedaglie e poi il risultato fra Italia e Turchia 76-74. Tennis, Jasmine Paolini a Bad Homburg centra i quarti, prosegue dunque il suo percorso con questo torneo. Europei di calcio femminile, Saragama, Coverciano per le azzurre, e poi mondiale per club. Stanotte alle 3 scontro diretto nel gruppo E, Monterrey terzo incomodo, all'Inter può bastare il pareggio, il River non rischia con il 2
a 2. In foto vediamo Cristian Chivu che si consulta con il proprio vice Alexander Kolarov. Fra l'altro una curiosità, perché Cristian Chivu è un ex, oltre che dell'Inter, della Roma, e Kolarov è un ex della Lazio, quindi anche della Roma in realtà, e quindi insomma i due alla fine hanno anche giocato contro, ma ora si ritrovano assieme, collaboratori nella panchina dell'Inter. Noi ora ci fermiamo per quanto riguarda questa mattina questa prima ora di questa mattinata di rassegna stampa durante Sveglia Trieste. Pubblicità a seguire, saremo in compagnia del consigliere comunale della lista Russo, Punto Franco, Alberto Pasino. A tra poco. Trovati in diretta con Sveglia Trieste in questo mercoledì 25 giugno, come sempre ho il piacere di avere ospite Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Ben trovato. Grazie dottor Gullotta, grazie per l'invito e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano da casa. Riprenderete tra poco, tra un'oretta, il consiglio comunale sul tema Cabinovia, l'eterna seduta di questa approvazione della variante accesso nord della Cabinovia. Cosa si aspetta da oggi? Allora, intanto la convocazione di oggi, il Calepino, cioè il programma dei lavori, vede che prima dovremo trattare, secondo l'ordine del Calepino, il nuovo nido di infanzia di Roiano, nuovo a questo punto lo era un anno fa, il seminuovo nido di infanzia di Roiano, poi l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina del commercio sulla Repubblica, l'approvazione delle nuove tariffe Tari, è un riconoscimento fuori bilancio, cioè dovremo fare altre attività prima e poi passeremo alla variante accesso nord, cioè perché quello che sta succedendo, proprio perché per le ragioni che lei mi chiedeva, è che questa delibera sta intasando i lavori del Consiglio. Abbiamo trattato poco più di una decina tra opposizioni svolte dai cittadini, ne mancano tra opposizioni e altri aspetti da trattare di questa delibera, più di 130 questioni da sottoporre a voto. È chiaro che il Comune si trova anche nella condizione di dover trattare altre cose. Siamo di fronte a un muro contro muro in cui però diciamo, abbiamo l'opposizione dalla sua il parere più del 70% di coloro che sono stati intervistati dal Piccolo. Non voglio neanche commentare le illazioni o comunque le speculazioni fatte da alcune persone del centrodestra che hanno tacciato di partigianeria questo sondaggio. Io credo che la Cabinovia, se si farà, ci saranno delle persone che ne trarranno un utile, legittimissimo ovviamente, chi la realizzerà, perché così avrà un caso in Italia da poter portare come esempio, perché sia un po' un caso che funga da vetrina per promuovere la realizzazione della stessa opera in altre città italiane, quando chiaramente le cabinovie in montagna si tendono a fare sempre di meno, sia perché sono molto efficienti ed è sufficiente la manutenzione, sia perché in Italia le cabinovie per una questione di assenza di neve si fanno sempre di meno. Ci saranno coloro che ai sensi dell'articolo 45 del codice degli appalti pubblici, quei funzionari del comune con funzioni tecniche che hanno diritto a un compenso particolare in ipotesi di realizzazione dell'appalto, anche questo pienamente legittimo, mi pare la somma sia fino al 2% del valore dell'appalto, insomma, ma i cittadini triestini si sono già espressi e quindi questa contrapposizione la trovo ingiustificata, o per meglio dire, trovo ingiustificata la resistenza della maggioranza a riconoscere che quest'opera non è voluta, non dico dalla maggioranza dei triestini, badate, perché è chiaro, è stato un sondaggio, è un campione, però insomma il campione mi pare significativo e sarebbe ora che insomma fosse la maggioranza a fare una riflessione.
Abbiamo una telefonata, andiamo a sentirla. Buongiorno. Dottor Gulota, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Prego. Buongiorno, io chiedo sempre quello, se per cortesia mi potete leggere il trattato di pace e i suoi allegati, perché diversamente tutto quello che si vuol fare a Trieste, la gran parte è in violazione soprattutto sul Porto Franco Nord detto Porto Vecchio. E spero che l'avvocato Pasino non mi risponda come l'altro giorno l'avvocato Giacomelli, che ha tirato fuori l'unificazione delle Germanie, la divisione della Cecoslovacchia, dove la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacchia, dopo pochi giorni che avevano fatto il cosiddetto divorzio di velluto, sono state accolte nelle Nazioni Unite. Oppure, come quando è stata fatta la riunificazione delle Germanie, è stato fatto un trattato a Mosca tra gli Stati Uniti, Gran Bretagna, l'Unione Sovietica e le due Germanie. Quindi per cortesia tiratemi fuori il trattato di pace e anche il trattato di Helsinki, insomma. Prima, qualche anno fa tiravano fuori sempre il trattato di Osimo. Con il trattato di Osimo è caduto, adesso tirano fuori il trattato di Helsinki, che non è nient'altro che un accordo tra le varie nazioni di rispettare i propri confini. Tutto qua. Bene. Vi ringrazio e una buona giornata. A lei, buongiorno. Pasino. Ma no, non ho con me il trattato di pace, quindi non lo tiro fuori. Volevo farle vedere questa vignetta che ci manda Marco Englaro, adesso la facciamo vedere. Come sei in consiglio comunale? Sei ostruzionismo. Beh no, allora, da questo punto di vista vorrei fare un chiarimento. Per legge, cosa stiamo facendo adesso? Spieghiamo a casa che cosa sta succedendo in consiglio comunale. L'approvazione della variante prevede che tutte le osservazioni che sono state mosse a quel provvedimento amministrativo vengano esaminate dal comune, dall'amministrazione comunale. L'amministrazione prenda posizione su ciascuna osservazione o opposizione con le cosiddette controdeduzioni. Noi in Consiglio siamo tenuti a votare se approviamo o rigettiamo le controdeduzioni. Okay? Cosa significa questo? Che ogni consigliere può intervenire a questo proposito. Faccio un esempio: talune delle controdeduzioni hanno affrontato il tema del Labora sotto il profilo della sicurezza. È vero però che le opposizioni non mettevano al centro della questione il riflesso sulla sicurezza del Labora, quanto piuttosto l'inaffidabilità del servizio. Scriveva chi si opponeva: secondo me Labora inciderà sulla affidabilità e prevedibilità del servizio. Ecco allora che ciascun consigliere comunale, come me ad esempio in questo caso, può far valere una perplessità, perché può dire: guardate che nella controdeduzione non abbiamo centrato l'obiettivo, si poneva la questione non della sicurezza ma della affidabilità. Potete immaginare come ci sono più di qua, insomma, i consigli di opposizione sono numerosi, ciascuno ha diritto e direi anche dovere, derivante dal mandato elettorale che ha ricevuto, di esprimersi con riguardo alle puntuali attività delle quali stiamo discutendo e più in generale sulla variante. Allora, parlare tout court di ostruzionismo a me pare singolare. Posso accettare l'ipotesi che è stata fatta dall'opposizione che se la maggioranza decidesse di intervenire, cioè di venire incontro alla opposizione, verrebbe meno la necessità di svolgere questi lavori. Ma per chiarezza, la scorsa variante, a me viene detto, l'ultima, non è di questa amministrazione, di questa consigliatura, è stata molto più tempo in aula.
Cioè si parla di ostruzionismo perché come fa sempre la maggioranza quando è disturbata da un'attività di opposizione, ma l'attività di opposizione è dovuta, cioè una parte di coloro che si sottopongono a giudizio popolare all'esito in occasione del voto sa che farà opposizione, certo. E non può mica a quel punto rinunciare e dire beh, io starò a casa e non farò nulla. Guardate, io in tutta sincerità credo che quello che sta accadendo in Consiglio sia l'attuazione di prerogative consigliari. Potrebbe essere evitato questo lancinante percorso laddove o venisse ripensata l'Ovovia o io so che in realtà la posizione dell'opposizione è piuttosto tranchant, cioè qua bisogna tornare a un'ipotesi di corretto collegamento di Barcola con il centro della città e poi eventualmente verso San Giacomo attraverso una linea tranviaria che si osserva in uso nelle maggiori città e sempre anche con una leggera infrastruttura. Pensiamo al collegamento tra Piazzale Roma di Mestre e Mestre, scusate, Piazzale Roma di Venezia e Mestre, il collegamento non è su rotaia, cioè i tram che vedete in Piazzale Roma si muovono su gomma, quindi insomma, sarebbe possibile farlo anche senza dover mettere le rotaie, i binari. Le leggo un paio di mail. Buongiorno, i nostri governanti proclamano la quasi assoluta santità della volontà popolare per giustificare qualsiasi loro decisione e azione. Bene, perché allora non indire un formale referendum cittadino per chiarire una volta per tutte la volontà dei cittadini di Trieste su una questione così importante come quella della cabinovia? Saluti e buona giornata, scrive Vadim. L'ho detto in Consiglio. L'ho detto in Consiglio. I presupposti ora ci sarebbero? Sì, perché la decisione che fu assunta dall'organo collegiale allorché fu richiesto di esprimersi sul referendum, la motivazione era fondata sul fatto che questi erano fondi PNRR e che quindi quest'opera non poteva essere, diciamo, cancellata, essendo un'opera in realtà finanziata da Roma, indirettamente ovviamente. Ora che il finanziamento PNRR non è più in campo, oggettivamente si potrebbe fare un referendum. Io ho l'impressione che, io ho questa impressione, guardate, che il sindaco, e mi pare lo abbia detto a un certo punto in comune, cioè lui ha detto l'opinione pubblica era contraria ad altre opere che ho eseguito, ad esempio il rifacimento delle rive. Ma quell'investimento e quella innovazione urbanistica si è rivelata vincente. E lo ha detto, tant'è vero che gli ho risposto, ho fatto una serie di ragionamenti, dicendogli ad esempio che insomma l'avevo sentito esprimersi a favore con la stessa logica del terminal offshore di Venezia, che invece poi era stato rigettato sia dagli operatori della logistica che da, per esempio, chi ha a cuore gli interessi del porto di Trieste. Ecco, allora significa che proprio non vogliono fare il referendum, perché sanno che la maggioranza dei triestini è contraria, perché sennò le due cose non si terrebbero. Cioè uno non può dire eravate contrari al rifacimento delle rive e oggi le rive sono una cosa che mi viene ascritta, e allora vuol dire che tu sei convinto che, che hai accettato il fatto che la maggioranza dei triestini sono contrari. E su questo credo che una persona di buona fede non possa non essere d'accordo, cioè non possa non constatare che la maggioranza è contraria. Si badi, so che molte persone in gamba, preparate, sono a favore, questo è normale, cioè io ovviamente ho un'opinione di forme, ma è più che legittima un'opinione a favore della cabinovia. Il punto è che quando la maggioranza si esprime contro, e in modo, fatemi dire, non viscerale, cioè l'opinione contraria alla cabinovia a tante persone, ricordiamo il compianto professor Fermeglia, cioè chi ha sostenuto posizioni contrarie alla cabinovia lo ha fatto in maniera
scientificamente Tecnica, corretta, sì. No? Cioè, non voglio parlare della Bora, ma insomma basterebbe parlare della Bora, no? Che è un'idea bizzarra, cioè se uno arrivasse da fuori e perché è così, no? Fuori Trieste un po' ci canzonano, no? Sì. Nella città della Bora fate la cabinovia. Idea brillante. No? Ho capito. Vabbè, insomma, spero di aver risposto. Leggo ancora un paio di mail. Durante la discussione sulla variante del piano regolatore per la realizzazione della cabinovia, i consiglieri comunali della maggioranza sembrerebbero che stiano dormendo. Vengono disturbati da 2 incubi che si chiamano Ovovie e Asilo di Nido di Roiano. Non sanno più come uscirne, perché uscirne significherebbe la fine di questa consigliatura. La conferenza stampa indetta in tutta fretta venerdì scorso è stata la chiara dimostrazione che se esistono motivazioni valide per sostenere un'opera impattante ed inutile, oggi per buttare un po' di fumo arriva un'altra mirabolante idea, portare la fine del tracciato a Monte Grisa spendendo altri 20 milioni di euro. Avvocato Pasino, grazie di lottare per noi, grazie di lottare per i nostri figli, scrive Alessandro. Grazie Alessandro. Alessandro, siamo in tanti, io sono una rotella di un meccanismo oliato che è questa bella opposizione, che con una unica individuale eccezione per il resto è coesa, compatta e seppur nella variegata, come dire, coloritura delle singole personalità, chi più orientato, insomma vari orientamenti, ma è una bellissima esperienza quella che sto vivendo in Consiglio. È tutto vero quello che lei dice, c'è un aspetto tecnico nel silenzio del centrodestra che per me è un po' mortificante, cioè fossi io nel centrodestra verrei immediatamente espulso, perché io prenderei parola, no? Io prenderei parola e sono anche certi argomenti che vengono usati poi inducono una certa visceralità d'approccio. Loro non parlano per questioni, perché così riducono i tempi di lavoro su questo argomento, perché loro sono la maggioranza. Se ciascuno di loro parlasse e dicesse la propria, come in realtà dovrebbe accadere, magari con sintesi, no? Ognuno ha 10 minuti, parla due, sì. Parla due, no? Di la tua e parla. Io di alcuni consiglieri comunali di centrodestra non ho mai sentito la voce. Era una battuta che mi fece Babuder quando all'inizio della consigliatura, probabilmente rivolto, rivolto all'aula, no? Pensando all'aula, però trovo che sia abbastanza mortificante che uno venga eletto per andare là, star seduto, sornecchiare, magari guardare il cellulare quando uno della maggioranza grida sì oppure no, che è quello che viene in aula per dettare i contenuti del voto, anche ai più distratti, pigia il voto. Dicevano i senatori romani che alcuni senatori romani votavano coi piedi perché si votava muovendosi nell'aula. Ecco, ancora oggi è così. Grazie comunque dell'apprezzamento di questo ascoltatore. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono io, buongiorno. Buongiorno, sono prego. Vladi, buongiorno. Ci dica. Pronto? Sì, Vladi, prego. Sì, ecco. Allora, innanzitutto stigmatizzare sul fatto che non sono riusciti a fermare Stefano Ukmar, il quale improvvisamente ha detto facciamo la cabinovia, però facciamola da Miramare a Monte Grisa. E naturalmente gli alberi si potevano abbattere quanto si volevano, eccetera, dimenticando che tutte le varie comunelle del Carso sono proprietarie dei vari appezzamenti e di tutto il costone finché si arriva su a Monte Grisa. Allora, non sono riusciti a tenere a bada perché il signor Ukmar evidentemente non abita da quelle parti, ma abita forse vicino al tracciato della cabinovia, ma lasciamo stare. Allora, l'azione è solamente di disturbo, si vuole rallentare, fermare in tutti i modi il progetto della cabinovia per poter dire adesso avete perso i fondi, anche dovete pagare la penale alla Leitner perché vi siete persi troppo tempo, cioè è puro ostruzionismo. Gli alberi del Bovedo non contano più niente, per fortuna. Viene fuori la vera natura di chi ha voluto il comitato, cioè tutti residenti vicini al Bovedo,
È stata impedita una prima carotatura, è stata impedita nottetempo, danneggiando il macchinario che doveva fare la prima carotatura, quindi è ostruzionismo puro. Se verrà fatta, o è meglio verrà fatta la cabinovia, ci vorrà l'esercito, perché arriveremo come in Val di Susa, dove avremo tutta la gente fuori ai cancelli a manifestare, e allora, sarà fatta, ma ci vorrà l'esercito, perché non sono pronti a demordere, devono fare il danno, devono bloccare ogni progetto, come se a Trieste fosse l'unico posto dove c'è vento forte. Non parliamo di Bora, ma in tante parti del mondo dove ci sono gli impianti a fune c'è più vento che a Trieste. Semplicemente quando c'è il vento, a parte che adesso le moderne cabine hanno altri accorgimenti, ma abbiamo il tram, c'è la Bora, bene, si va col tram. Signori, state semplicemente facendo danno su danno, e quanto al referendum andrebbero a votare solamente i contrari, perché la maggioranza dei cittadini si fida dei propri amministratori e non andrebbe a votare il referendum, lascerebbe che la giunta di piazza faccia il suo lavoro. Gli assatanati del contro Novo Via, quelli correrebbero in massa a votare, ma sarebbe un'azione di disturbo e comunque sfalsata e lontana dalla verità. Continuate così, fate avanti il danno per Trieste, tutto quello che potete, ma non va bene. Ecco, per fortuna avete mollato l'ecologismo, non c'è più il picchio rosso, non c'è più il larice bianco, eccetera. Finalmente si è capito qual è il motivo. Grazie Vlad. Prego, è una posizione articolata che io accetto, sono di difforme opinione, naturalmente, perché come era stato detto prima la stessa maggioranza in realtà è incerta sulla funzione che a cui dovrebbe assolvere questa cabinovia. Non voglio offendere i sostenitori di questo progetto. Era nato come un trasporto rapido di massa, no? Cioè si voleva portare le persone dal Carso a Trieste senza impegnare in particolare la costiera. Abbiamo visto quanto incoerente è questa idea con il progetto di realizzare in Portovecchio dei parcheggi, evidentemente fungerebbero da attrattore di traffico anche sulla direttrice della costiera, e soprattutto sarebbero in competizione con la cabinovia. La cabinovia avrebbe a proprio servizio in Carso un parcheggio di dimensioni limitatissime. No, guardi, io continuo a essere convinto, certamente coloro che verrebbero personalmente incisi dalla realizzazione della cabinovia hanno ragioni ulteriori, perché dobbiamo immaginare, guardate, abbiamo letto tra le opposizioni quella di un Fiumano del 44 che parlò di usurpazione, e io dissi quanto amaro è che un uomo espropriato per le tristi vicende, le tragiche vicende delle terre irredente si trovi a usare le stesse parole rivolte oggi all'amministrazione comunale triestina, e lo ripeto, un cittadino fiumano, non può essere labellata come, cioè non si può ritenere ingiustificata la posizione di chi non vuole che si espropri un terreno. Quella persona è giustificata nell'affermare la propria opinione contraria al progetto, e sul vento sono d'accordo con questo ascoltatore. In molte località dove c'è vento si fanno cabinovie, in particolare le si fanno in montagna per andare a sciare, perché non si può fare un tram in montagna per andare a sciare, quindi necessariamente o si fa una seggiovia o si fa una cabinovia. In città si fa per esempio a Bogotà la si fa perché in questo modo le persone non passano negli slums dove rischierebbero di essere uccise. Sì, oppure si fa, non so, a Miami per passare sopra, ma sempre a fini turistici. E difatti, non a caso, intelligentemente Giorgio Rossi ha tirato fuori il discorso di Monte. Prima Carso, perché disse faremo un grande parco tipo Jurassic Park, fu la prima cosa che disse in Consiglio Comunale. Basta che non ci mettiamo i dinosauri, però. Disse così, però non lo biasimo. Ebbe per primo l'intuizione di facciamo
usciamo da questa impasse e diciamolo con chiarezza, funziona solo se turistico. Poi passò a Montegrisa, quindi come più volte detto, da trasporto rapido di massa a trasporto rapido alla Messa, però su questo io, con tutto il gradimento che uno può avere di Montegrisa, insomma non mi figuro che buttare poco meno di 100 milioni di euro per, insomma, prendo la macchina, ecco dai. Allora andiamo in pubblicità, sono le 8:30, torneremo tra poco con altre telefonate, altre mail e Pasino anche sulla situazione del porto, certo. Perché c'è anche questo che sta succedendo, sta tenendo banco a Trieste e ci sono aspetti anche politici da poter approfondire. Ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:35 minuti di questo mercoledì 25 giugno in compagnia del consigliere comunale della lista Russo, appunto Franco Alberto Pasino. Assieme andiamo ad ascoltare un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, come cittadina, volevo parlare un momento di questa cabinovia. Prego. Sono contrarissima a questo progetto voluto dal sindaco, questo progetto faraonico per lasciare un'impronta quando lascerà, e sostenuto dalla sua giunta. In una città di nemmeno 200.000 abitanti, per la maggior parte vecchi, anziani, vorrei sapere quanti ne usufruirebbero per andare da Opicina a Trieste. Da Opicina a Trieste, del contado Trebiciano, Padriciano, Basovizza eccetera, quante persone prenderebbero ogni giorno la seggiovia per venire giù, dato che il progetto iniziale era per il trasporto urbano, il trasporto cittadino, e viceversa da Trieste per andare verso l'altipiano? Pochissimi, credo. Pochissimi. Anche quelli che sono favorevoli, vorrei sapere quanti ne usufruirebbero giornalmente. È una cosa assurda, senza tener conto della bora e di tutti i giorni che dovrebbe stare, e quanti soldi verrebbero a costare la manutenzione. Accantonato il progetto cittadino, adesso viene fuori che è utile per il turismo, ma sono stati persi i soldi del PNR che sono andati, se non erro, a Padova, mentre si poteva benissimo fare un tram che va appunto da Miramare, per dire, in città, insomma, ecco, un progetto più utile. Si sono accaniti con questo progetto, non capisco il perché, in modo così ostinato. Stanno perdendo soldi che li pagheremo noi, perché siamo noi con le nostre tasse che pagheremo tutti i progetti, anche se non vanno in porto, perché ci sono dei soldi già tirati fuori, e quindi non vogliono fare un referendum. Hanno fatto dei referendum anche per dargli il nome ai topolini, e per questo progetto che stiamo tirando fuori dei soldi non vogliono fare, perché sanno benissimo che la popolazione non è d'accordo. Premetto che io non abito nelle zone interessate, abito tutta un'altra parte, ma i soldi per questi progetti li metto anch'io come tanti altri. Quindi che cerchino di ascoltare un pochettino la popolazione. Grazie, perché signora. siamo noi che... Certo. Signora, e buona giornata. Molto chiara la sua parola posizione. per parola e vede, signora, lei ha parlato in modo molto chiaro. C'è stato prima un ascoltatore favorevole alla cabinovia che un po' tacciava di intransigenza, questi che vogliono rovinare la città, i Nossepol, eccetera. Mi piacerebbe che vi parlaste. Per parte mia trovo molto più condivisibile il suo approccio, anche perché è un approccio non ideologico, che vedo invece in chi la sostiene.
È un paradosso, no? Ma si sta verificando questo in realtà. Associo altre mail a riguardo, buongiorno, ma che il panorama della città venga compromesso con l'installazione della cabinovia non interessa a nessuno? Quando l'opera risulterà un flop, visto che non capisco perché un turista dovrebbe lasciare l'automobile a Opicina, chi pagherà? Certo. E poi, oltre alla Bora, sarebbe da considerare pure il famoso Neverin, che arriva all'improvviso. Ne ho parlato in consiglio, certo, ne ho parlato in consiglio. Il problema del Neverin è che è una questione che secondo me non c'è in montagna e arriva diciamo in pochi istanti, A me è capitato da velista, insomma, sopravvivi a fatica. Quindi no, ma sono tutti argomenti, guardi, è molto gentili tutti coloro che scrivono, sono tutti argomenti che sono stati ripetuti a sfinimento, e ogni volta che ne sento uno mi ricordo di averlo sostenuto in qualche momento di questa discussione. Il progetto a questo punto grazie alla lunga discussione, ha messo, diciamo, sono venuti in luce tutti gli aspetti che rendono questo progetto un progetto di nessuna utilità. Speriamo che il sindaco ci ripensi, perché, e l'ho detto sotto il comune in una discussione, in un dialogo con il Comitato Nuovo Via, la cosa che più mi rammarica è che un sindaco che certamente ha diritto di essere amato da questa città, perché sta facendo il 4º mandato, e quindi è giusto che un domani anche coloro che lo avversavano nutrano affetto verso questa figura. Ecco, ma se uno si intesta come propria opera principale la realizzazione della cabinovia e disgrazia la si fa, tutti ricorderanno questo come il sindaco dell'Ovo Via. E per me è una cosa amara, perché questo con tutto il fatto che io mi sono candidato contro il sindaco di Piazza, quindi è chiaro che la vediamo diversamente, però insomma a me piacerebbe che lui ci riflettesse su questo aspetto. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, sono Lieso. Prego. Un saluto all'ospite a Pasino, per il quale ho fondamentalmente 2 quesiti da sottoporre. Prego. E volevo ripercorrere un elenco, ma non per vena polemica, ma proprio un elenco oggettivo di quelli che sono i progetti molto importanti che sono rimasti fermi per anni a livello di lavori pubblici. Mi riferisco in primis al tram, ripartito dopo 8 anni, mi viene in mente la piscina terapeutica ancora con progettazione da completare, i lavori sul ponte bianco e verde e il discorso della fiera che dovrebbe ripartire, vedremo le tempistiche. Ma poi ci sono anche dei progetti molto contestati, ecco, parliamo di cabinovia, di asilo di Roiano, il rifacimento di Piazza Unità, che secondo tanti non è una priorità. E quindi i 2 quesiti che sottopongo a Pasino sono questi. Allora, intanto, se sulla cabinovia, che ne pensa dell'ultima proposta fatta, quella con tracciato ridotto che per collegare Barcole direttamente a Montegrisa, in questo caso non si parlerebbe di mobilità riferita alla penetrazione da nord, ma di un tracciato fondamentalmente turistico che costerebbe qualche milionato in meno. E poi mi viene anche da fargli una domanda in base all'esperienza che ha appunto di lungo corso in comune, il perché non si è mai pensato di riformare l'assessorato ai lavori pubblici con almeno una rimozione e sostituzione dell'assessore ai lodi. Eppure si è proceduto magari per molto meno a far fuori uno che era un solidissimo di Piazza, l'assessore Rossi, per le questioni legate allo stadio. Mi ricordo, vorrei capire cosa ne pensa dei 2 argomenti. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie a lei, auguri anche a lei per una buona giornata. Allora, Prego, alle 2 questioni. Tra l'altro ero presidente della trasparenza, avevo occasionato io poi il ritiro delle deleghe in occasione della discussione in trasparenza sul manto erboso dello stadio Rocco. La prima questione, ci sono 2 modi per approcciare la sua domanda. La prima è concentrarsi sul merito di questa ipotetica opera, come se questa opera fosse indispensabile o particolarmente utile. Allora diciamo, abbiamo abbondanza di denaro e in una costanza di abbondanza di denaro scegliamo di
finanziare anche un'opera di collegamento aereo o mediante fune tra il Carso e la città. Ma c'è un altro scenario, uno scenario in cui diciamo che le risorse non sono infinite, sono finitissime. Allora, in contesto di risorse finite, io guardo le priorità come pubblico amministratore e dico cosa manca realmente alla città, cosa posso fare per migliorare oggettivamente il traffico. Badate, in campagna elettorale sorse la questione della cabinovia e fu chiarissimo fin dall'inizio e senza schieramenti predeterminati da un'appartenenza di partito, che una parte si mise a parlare di tranvia, ne parlai io, ne parlò Russo, ne parlò la Terza e tanti altri, cioè non apparteneva al singolo, era una questione di sensibilità di schieramento. Ecco, allora cosa significa? Se c'è il denaro per farlo, miglioro il trasporto pubblico locale, mettendo sostanzialmente un collegamento che da Barcola arriva fino ai parcheggi, alle aree dove insistono parcheggi, penso quella di Via Locchi, ma poi si va, insomma, entrare verso, avvicinarsi il più possibile alla riva Chiarbola della Camionale, quindi insomma l'accesso viario che passa dietro Trieste, cioè dovremmo favorire l'accesso dei turisti a Trieste tramite la superstrada, fare dei centri di raccolta delle automobili in quelle zone dove nella zona di Chiarbola alcune cose ci sono già, magari potenziarle, e da lì far partire un tram che arriva fino alle rive, attraversa le rive e arriva fino a Bovedo. Questo farei, ma io non so se mi verrebbe in mente, se qualcuno non me lo dice, ma Pasino, ma tu che ne dici? La faresti anche una cabinovia? Ma no, cioè fammi fare prima il resto e poi ci preoccuperemo di idee, comunque che possono essere idee, non dico divisive, abbiamo visto che addirittura dentro al centro-sinistra Ukmar si è sporto, ma poi alcuni gli hanno detto ma siamo sicuri davvero che bisogna mettere decine di milioni di euro? Perché guardi, prima una signora ha detto una cosa interessante, questi soldi sono soldi nostri, ma perché dobbiamo cacciare soldi in cose così bizzarre? Secondo tema, quindi io sostanzialmente in questa fase, in questo momento sono contrario alla ipotesi diciamo ridotta. L'altra questione, rimozione delle deleghe all'assessore Lodi, questo poi richiama il tema di cui parleremo spero qualche minuto del porto. In questo momento nel centrodestra, fatemi dire, nel destra-centro, perché è corretto dirla così, la forza predominante è Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia designa i propri assessori, ritiene che l'assessore Lodi sia la persona più indicata per quella posizione, e poi i conti li faranno loro, cioè li farà la destra quando gli si presenterà il conto. Cioè io sono d'accordo con l'ascoltatore, perché noi siamo qua a sfinirci sulla cabinovia e l'acquamarina dove, cioè là si curavano delle persone, c'erano persone, noi che non siamo quelle persone possiamo anche trattare della questione così come una questione marginale, ma ci sono persone la cui, diciamo, non il cui benessere, la cui sopravvivenza in vita, cioè se tu hai certi mali degenerativi hai bisogno di fruire di quella struttura, non ce l'hai, peggiora la tua vita al punto da essere gravemente compromessa. Si è parlato del tram, insomma, sul tram è una questione devastante, abbiamo fatto diverse trasparenze, cosa vuole? Secondo me questa giunta non è che deve andare a casa, questa giunta neppure doveva esserci, cioè io avrei preferito vincesse il fronte progressista all'epoca guidato da Francesco Russo e guidato ancora oggi in aula da Francesco Russo, ma mi rammarica che Trieste stia perdendo 5 anni e temo che la questione del porto sia l'ennesima dimostrazione di questo. Cosa ne pensa a riguardo? Allora, che la Procura abbia convocato il dottor Vittorio Torbianelli è molto significativo, no? Allora, sintetizziamola così,
tutti hanno osannato, nessuno escluso, per 9 anni l'operato di D'Agostino. D'Agostino ha lavorato insieme a Mario Sommariva per la maggior parte di questo termine e poi con Vittorio Torbianelli, i due rispettivamente nel ruolo di segretario generale. Sì. Vittorio Torbianelli è una testa fina, cioè ha un curriculum dal peso specifico enorme, conosce la materia e è stato diversi anni insieme ad Agostino e diciamo sia Sommariva con D'Agostino che Torbianelli con D'Agostino erano complementari, cioè sarebbe sbagliato limitarsi a dire la guida d'Agostino. Certamente era fondamentale, perché lui per esempio secondo me è tutta sua la visione del porto ferroviario, che oggi ci rende il primo porto ferroviario, multimodalità, però in più siamo il primo porto per uscita delle merci dal porto, per uscita e entrata delle merci in porto tramite ferrovia in Italia, e questo ci dà una straordinaria opportunità di porci come gateway dell'IMEC verso il centro Europa. Insomma, non ho tempo adesso per entrare nei dettagli. Sta di fatto che, venuta a mancare D'Agostino, il ragionamento qual è stato? Allora, non abbiamo più D'Agostino, ma abbiamo Torbianelli, chi ci mettiamo vicino? Quindi gli operatori hanno accettato in termini, diciamo, generali questo ticket perché era un ticket, cioè hanno detto, e guardate, vale per ciascuno dei due, cioè tu non puoi prendere, quando si è formato questo consenso, i due avrebbero dovuto collaborare. Tant'è vero che quando viene nominato commissario di recente Gurieri, cosa fa? Lui, sapendo bene che a monte la investitura non era relativa solo a lui, ma anche a Torbianelli, lo nomina subito segretario generale. E beh, tu non puoi indurlo in una settimana a revocare quell'incarico, perché questo, come scrive oggi giustamente il direttore Brancoli sul Piccolo, e come ha denunciato la politica, io ho depositato, firmandola assieme a Barbo, Richetti e La Terza, una mozione urgente che spero venga esaminata già quest'oggi, perché il Comune, la Giunta faccia ogni possibile richiesta al Governo nazionale, al Ministero delle Infrastrutture, affinché la questione sia appianata il più rapidamente possibile. Guardate, qua non è politica, qua la questione è semplicissima. Il nostro terminal contenitori sta perdendo, rispetto all'anno scorso, mediamente il 30%, mentre Capodistria cresce. Stiamo per diventare la barzelletta internazionale. Da un anno non abbiamo un vertice. Sarebbe come dire, siccome il porto è un'industria veramente di ciclopiche proporzioni, bene, la Fincantieri per un anno non ha l'amministratore delegato. Ma è concepibile una cosa del genere? No. Allora, guardate, la politica sta dando veramente una pessima prova di sé. Pessima prova di sé. Cioè, perché il Cencelli ce l'ho anch'io in tasca. Il punto è come lo usi. Cioè tu non puoi distruggere una macchina che sta funzionando benissimo, che è un esempio nazionale. Trieste era prima per volumi di traffico, short sea shipping, quantità di merci movimentata via treno e a varie altre posizioni sul podio, e tu disarcioni, cioè, e tu mini la guida. Questa è una cosa per piazzare un tuo. Per piazzare un tuo, ma questo l'hanno scritto candidamente, prendetevi il Piccolo, leggetelo, non sono parole mie, per piazzare un loro, perché sì, va bene, allora, detta come va detta, perché è scritto sui giornali, Gurieri è in quota ministero, quindi è Lega, e quindi noi vogliamo il segretario generale, Torbianelli è di simpatie di centrosinistra, non ci va bene. Questa è la sintesi, non mi invento neppure una parola. Ci stiamo facendo del male. Noi abbiamo bisogno di un presidente che prenda il telefono e telefoni a chi deve portare i contenitori a Trieste. Trieste, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, ma sono necessarie azioni vigorose, che farebbero tra l'altro
ballare le vene ai polsi a chiunque, perché quello che va fatto è andare a tirare per la giacca persone che sono abituate a parlare con i presidenti degli Stati Uniti. Questo però bisognerebbe fare, perché bisognerebbe dire: guarda, tu stai controllando il porto e io non vedo i contenitori, dove sono? Dove sono? C'è un programma operativo da far rispettare, pena la revoca della concessione, e noi revochiamo le deleghe? Così mettendo anche in gravissima difficoltà Guerrieri, che faceva parte di un ticket. Basta giocare. E guardate, giochiamo con l'Ovovia, ci girano, ma col porto non si deve scherzare. È la sola infrastruttura portante di un'intera cultura e identità di una città. Non ci sarebbe turismo, ma certo avremmo la Fincantieri, resterebbero alcune cose, ma tutta quella roba lì è lì perché c'è sempre stato un porto poderoso, e adesso che stiamo lottando per rendere Trieste il punto di entrata del corridoio IMEC, India, Middle East, Europe, Corridor, in Italia, con il sostegno del governo Meloni, con il sostegno di Tajani, con una intera comunità nazionale, e il presidente Trump pure, a favore. Trump si è espresso a favore dell'Italia, ma il governo nazionale di Trieste. E cosa facciamo noi? Cadiamo in un grandissimo equivoco, e finisco. Io sono convinto che ci siano persone così scriteriate da pensare che il fatto di aver avuto 9 anni d'Agostino e il suo ticket faccia sì che si possa vivere di rendita per 10 anni. Ma questa è un'idiozia di colossali dimensioni. Guardate, viene chiuso il canale di Hormuz, gli Houthi attaccano a Bab el-Mandeb, e chiudono di fatto anche il Mar Rosso. Ma chi può essere così cretino da pensare una cosa come questa? Allora a quella persona, senza darle del cretino, io mi rivolgo dicendo: cautela gli interessi della città, perché non sono tuoi, appartengono a ciascun triestino, e non solo, perché il porto di Trieste è ciò che l'Italia ha a disposizione per dare un ruolo geopolitico importante al nostro paese nel centro Europa. Abbiamo diritto di avere un presidente nel pieno delle proprie funzioni, abbiamo diritto di avere un segretario generale di sua fiducia, magari anche, vogliamo dirlo, selezionato ascoltando gli operatori triestini, e con professionalità, spendibilità internazionale, persona che abbia, come il caso di Torbianelli, lui aveva vissuto anche all'estero, designino loro, mettano in campo il manuale Cencelli, ma in fretta e con soluzioni che drasticamente fermino la rotta a precipizio che ha preso il porto di Trieste negli ultimi mesi. Telefonata, poi dovremo andare in pubblicità tra 4 minuti. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Sono Silvia. Prego. Buongiorno, Silvia. Allora, il vostro ospite lo saluto e ha espresso esattamente il mio pensiero. Io mi limito a dire questo, così una mia riflessione, di quanto la gente sia inconsapevole di quello che le succede in pratica. Pensiamo a questo: le vittime delle guerre pagano le bombe anche con i loro soldi, cioè quelli che muoiono anche con il loro denaro versato nelle tasse. Ma si immagini l'enormità, la mostruosità di una realtà simile, cioè in tutti quei paesi le persone pagano i contributi, le tasse per essere ammazzati, cioè è una realtà che è allucinante. E poi volevo dire l'ultima cosa e poi vi saluto. La Meloni, presidente Meloni, allora, questa è una cosa veramente che è la prima volta nella storia, io ho parecchi anni, posso parlare, la prima volta nella storia che un presidente del Consiglio si rifiuta di farsi intervistare. Lei si fa intervistare solo dai giornalisti che sono molto venduti, quelli sono proprio i più venduti d'Italia, anche penso a carissimo prezzo, perché sarà sicuramente. Cioè lei non ha accettato che fosse una intervista che poteva essere eventualmente un po' antipatica, un po' difficile, ma lei
domina, perché non si può dire che amministra, domina tutti gli italiani, non solo quei 4 gatti che l'hanno votata, e si è rifiutata. Lei è andata solo, non faccio nomi di giornalisti, ma tanto lo sanno, 2 e basta. Gli altri non li ha accettati, ed è una mancanza di rispetto verso gli italiani, verso anche quelli che non l'hanno votata ma che pagano le tasse. Ecco, figuriamoci come vengono usati i nostri soldi, vengono usati anche per farci ammazzare. Ecco, questo è una cosa che dovrebbe far riflettere la gente. Ecco, grazie e buongiorno. Grazie signora. Il minuto a disposizione mi pare sia troppo poco tempo per ragionare sui concetti che lei ha detto, signora, almeno per parte mia. La situazione internazionale è criticissima e personalmente la sola cosa che mi sento di dire è che sono, diciamo, esponente di un organo collegiale, di un ente locale, vorrei guardare con lealtà a chi guida il paese e quindi, al netto delle critiche che lei ha mosso, cerco di sperare che chi rappresenta gli interessi del paese in un momento storico particolarmente critico sappia, coscienza e coscienza, come si dice, rappresentarli e tutelarli al meglio. Non vorrei... Guardi signore, io cerco di limitarmi alla politica locale e quello che ho detto ho cercato di dirlo con nettezza. Vorrei pensare guardi, faccio uno sforzo, vorrei pensare alla Presidente Meloni come la mia Presidente, perché le partite che deve giocare ci riguardano tutti. Facciamo così, alle prossime elezioni politiche facciamo in modo di avere una diversa Presidente, un diverso Parlamento e una diversa Presidente del Consiglio. In questa fase mettiamoci tutti al lavoro perché il nostro Paese sopravviva a questa intemperie e continui a rappresentare il faro di civiltà che è sempre stato. Grazie al consigliere Pasino che è stato con noi questa mattina, una buona giornata e un buon consiglio. Grazie a lei, coro in consiglio, grazie a tutti e una ottima giornata. A tra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, 9:05 di mercoledì 25 giugno in compagnia del dottor Dino Cafagni, esperto di storia e cultura triestina, che torna a trovarci. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sì. E ripercorriamo quelli che sono i tratti storici curiosi in particolare della città di Trieste, anche grazie al suo libro. Sì, utilizziamo un po' queste curiosità per rendere un po' più vivo questo incontro, ecco, più leggero. Vediamo la prossima, sì. Allarghiamolo un po'. Ecco, il primo argomento che parleremo è di queste 2 statue che si chiamano tedofore, cioè portatrici di lampade, ecco, che molti triestini ovviamente, soprattutto i più giovani, non sanno, ma se si prende in mano qualche cartolina, come in questo caso, possiamo trovare una delle 2 tedofore che si chiamano Tinza e Marianza, perché sono delle 2 donne che per la popolazione triestina vengono considerate un po' delle venderigole, quindi hanno messo questi nomi fatti di fantasia, fatti dalla popolazione, di Tinza e Marianza. Ma qual è la loro storia? Ecco, a metà dell'Ottocento il comune si rende conto che Trieste è una città importante e quindi è la terza città più importante dell'impero austro-ungarico, dopo Vienna, dopo Budapest, è il secondo porto più importante del Mediterraneo, il primo dell'Adriatico, e quindi non poteva avere un municipio scarso come era in quel momento, un municipio fatto di tante casupole, le vedremo fra poco, più alte, più basse, più larghe, più strette, era un qualcosa di una bruttura vera e propria, quindi pensò di rifare il municipio per dare un po' più valore alla Piazza Unità, che era la piazza più importante. Il municipio, che come sappiamo è l'edificio più importante dal punto di vista della governance, e quindi fece un concorso che lo vinse l'architetto Bruni, che rifece una cosa. Quindi una prima cosa molto curiosa, molto importante, è che il municipio che noi vediamo oggi non è un palazzo nuovo costruito,
cioè dalle fondamenta, da terra è costruito fino alla fine, ecco, ma è il recupero di tante piccole case, spesse volte private, ecco, a cui sono state fatte soltanto la facciata. Vedremo fra poco alcune caratteristiche, alcune curiosità. La facciata è una facciata molto elaborata, ecco. Fu scelto Bruni perché ci fu un concorso e Bruni lo vinse perché fece un aspetto artistico molto interessante, ma anche dal punto di vista economico quello che avrebbe speso di meno. Quindi ci fu questa facciata che si chiama un po' in stile eclettico, che significa uno stile molto vario. Ecco. Lo stile eclettico si contrappone allo stile neoclassico di qualche decina d'anni prima. Ecco. Il neoclassico a sua volta significa che l'architettura romana e greca era considerata l'architettura più bella, migliore fino in quel momento realizzata dall'uomo. Se prendiamo in mente per esempio la chiesa di Sant'Antonio Nuovo, vedremo che ha queste colonne, questa scalinata, questi bassorilievi, queste statue, tutte cose molto affascinanti, ma che dovevano seguire certe regole un po', diremo così, importanti, geometriche, aritmetiche, dovevano essere rispettate. Ecco. Alla fine questo stile un po' si stufò. Ricorderei come la chiesa di Sant'Antonio Nuovo, come la Vecchia Borsa, come il Palazzo Carciotti sono tipici architetture neoclassiche, e si passò quindi tutt'altra parte, all'eclettismo, che significa che l'architetto poteva costruire i suoi edifici con qualsiasi stile che lui volesse, per esempio gotico, veneziano, romanico, eccetera, eccetera, in modo tale da poter sfogare un po' la sua immaginazione. E quindi stile eclettico è uno stile molto, non so se possiamo vedere qualche cosa, andiamo avanti un pochino, ancora, ecco, ingigantiamo questo, è uno stile in cui vediamo un po' di tutto, ecco, abbiamo delle aperture a tutto tondo, abbiamo delle bifore, abbiamo diremo così, tutte queste elaborazioni, questi bassorilievi di strutture vegetali, e soprattutto queste bifore con al posto della colonna centrale abbiamo delle figure umane, ecco. È una facciata molto pesante, se vogliamo, che ai Triestini tra l'altro non è piaciuta, perché da subito i triestini l'hanno chiamato il Palazzo Cheba. Ecco, il Cheba, per chi non sa tutte le parole triestine, Cheba significa, vediamo se c'è la prossima, se mi ricordo, sì, Cheba significa la gabbia degli uccelli, ecco, perché è un po' pesante, un po' monotono, con queste linee essenzialmente, torniamo più a quelle di prima, e quindi l'hanno chiamato Palazzo Cheba, l'hanno chiamato Palazzo Sipario. Perché Sipario? Perché questa grossa struttura nascondeva la bruttura della città vecchia. Ricorderemo come la città vecchia è stata rimodernata, è stata abbattuta nel 1937, ecco, qui all'inizio dell'Ottocento è stato dato questo nome di Palazzo Sipario, perché nasconde con questa sua struttura della piazza la bruttura della città vecchia, o città vecchia che aveva ovviamente degli edifici vecchi, malandati, senza illuminazione, senza acqua, senza fognature, quindi un vero e proprio ghetto, come potremmo dirlo, ecco. E quindi questa facciata, torniamo pure all'inizio, e quindi si è voluto dare una certa importanza al municipio e alla facciata, no, al perimetro, e quindi importante era anche la presenza di due lampioni in qualche modo, ma non dei lampioni semplici con uno stele e sopra questo lampione, ma qualcosa di artistico, e quindi si pensò a due statue di bronzo che rappresentassero delle donne, ecco, si dà un tono molto più artistico, se vogliamo, a questa facciata, ecco. E tra l'altro una cosa curiosa è che, come vedremo anche dopo, questi lampioni seguivano un po' il motivo dell'illuminazione. Nell'Ottocento avevamo il gas, quindi queste sono delle lampioni a gas essenzialmente, poi avremo il petrolio, poi avremo la luce, e quindi avremo dei globi bianchi che saranno portati in mano, queste tedofore. Vediamo la prossima, ecco una bella immagine, se riusciamo anche a ingrandire, a destra l'entrata del palazzo, vediamo queste due strutture. Tra l'altro Tizia Marianza, che era appunto una denominazione popolare per sottolineare queste presenze, queste due quasi denderigole che fanno la bella figura davanti, vengono definite anche le spose, le fidanzate, le mogli di Nichez e Iachez, come sapete, quei due personaggi, quelle due sculture molto più famose essenzialmente, perché i triestini devono sempre prendere in giro qualcosa, ecco, quindi queste due figure femminili vengono definite le mogli di Nichez e Iachez, ecco, sono presenti qui, e così vediamo ancora la prossima.
qui vediamo proprio il lampione, siamo già, quindi ricordo che l'elettricità a Trieste è arrivata nel 1900, quindi se vogliamo un po' tardino, tutto quello che era prima era prevalentemente a gas. Ecco che vediamo il lampione, non è più quello a gas che vediamo prima, ma è un pallone bianco opaco che doveva appunto portare elettricità. La storia qual è? Ovviamente la popolazione si era un po' affezionata a queste due persone, ma nel 1985 un camion fa una brutta retromarcia e butta giù una delle due diciamo così, tedofore, cioè due portatrici di lampione, che cade a terra e si rompe in 1000 pezzi. Si cerca di, sono fatte statue di bronzo, si cerca di recuperarle ma non si riuscirà, quindi ne resterà una sola. Quest'ultima comunque nel 1938 verrà portata via, verrà messa nei magazzini perché arriverà Mussolini. 1938 Mussolini arriva a Trieste e farà il famoso discorso razziale, ecco, e per accogliere tutte le persone che saranno numerose si toglie via questa tedofora, ma soprattutto anche la fontana di 4 continenti che nel 1938 viene spostata e sarà rimessa appena nel 1970, un po' anche una posizione diversa da quella principale. E quindi questo è un racconto simpatico di Tinzia Marianza, le mogli di Michitze Jakece, che pochi conoscono, però ripeto, se uno prende in mano delle vecchie fotografie, ecco che le troverà come diciamo così, lampioni artistici di quella volta. Questo ci permette di parlare, ecco qua abbiamo Vittorio Emanuele e in fondo vediamo una delle due statue che abbiamo detto prima, che porta appunto questa illuminazione elettrica, simpatica questa figura del Vittorio Emanuele che arriva a Trieste. Vediamo un po' la prossima. Come sempre i triestini ci vogliono mettere sopra la canzoncina, ed era famosa allora questa canzoncina che c'è scritto: "Se storto il palazzo, se brutta la torre, e mica se iazza che batti le ore, e Tinzia Marianza le sta sul portone a vedere le stiore che viene dagli store". Gli store sarebbe la passeggiata domenicale in qualche modo, ecco, questa era una canzoncina che andava allora finché erano presenti la Tinzia Marianza, che vengono ricordate appunto da questi canti popolari. Vediamo la prossima. E quindi parliamo un po' brevemente del municipio. Come avevo detto prima, il municipio non è una struttura, è stata molto rimaneggiata ovviamente. Dovete pensare che ci sono tante piccole case, ecco, che sono state comperate dal comune, sono state ammassate, ma è soltanto una questione di facciata nuova e di tetto ovviamente, e poi anche la torre se vogliamo, ma dietro ci sono dei vecchi edifici. Infatti quando noi si va nel municipio vedremo che per passare da una parte all'altra ci sono delle scalinate strane, ecco. Questo perché semplicemente si tratta di palazzi, di case diverse l'una dall'altra. Vediamo la prossima ancora, questa l'avevamo già vista, vediamo ancora la prossima. Ecco, come era prima il municipio di Trieste? Ecco, questa è una bellissima fotografia che ci racconta come era il municipio nel 1870, cioè pochi anni prima del rimaneggiamento. Vediamo tante case accumulate l'una con l'altra. Centriamo un po' al centro. Ecco, questo palazzo qui era il palazzo ancora più, vai sotto, che sotto. Questo è il palazzo del magistrato. Essenzialmente, se andiamo ancora più sotto, vediamo che ci sono dei militari, delle garritte dove questi militari si difendevano dalla bora, dal vento, dalla pioggia. C'erano perfino dei cannoni che erano messi là più per bellezza, essenzialmente, perché quello era il palazzo del magistrato che doveva giudicare chi commetteva appunto dei reati. A destra vediamo come alcune finestre hanno delle inferriate. Come mai? Questa è una piccola prigione, ecco, perché temporanea, chiamiamola così, perché la prigione vera e propria è quella di Via Tigor, dove oggi c'è la biblioteca Ortis, prima del Coroneo, e quindi venivano portati qua, venivano ovviamente controllati dalla polizia, dai militi, e venivano messi in questa prigione in attesa di essere giudicati. Quindi è un quadro molto carino, ecco questo piccolo flash. Vediamo qui i cannoni, appunto, molto simpatici. A destra, proviamo a spostarci un po' a destra, troviamo viceversa il municipio, nel senso dove si radunava la giunta comunale, dove vediamo la loggia. Ecco, oggi questa sullo stesso spazio non c'è più una loggia, ma abbiamo le 3 logge che noi tutti conosciamo, e sopra abbiamo questo aspetto così, appunto, che ricorda un po' Venezia, il palazzo veneziano, con queste losanghe, con l'orologio che era importantissimo. Ecco, l'orologio nelle piazze era molto importante, perché a differenza di oggi che tutti abbiamo l'orologio tascabile, o come faccio io ormai solo il telefonino, ecco, allora le persone non avevano una cognizione del tempo, ecco. Soprattutto qui c'era il primo
primo, diremo così, ritrovo delle venderigole, il primo posto dove appunto si vendeva la verdura e frutta, e quindi un orologio era molto importante perché scandiva le ore, non so, avvertiva la popolazione di come in qualche modo il tempo passasse e come dovevano comportarsi. Ecco. A proposito di orologio, noi dobbiamo andare in pubblicità perché l'orologio ci dice che sono le 9:17, quindi breve pausa e ci rivedremo tra qualche minuto. Abbiamo qualche... Torniamo in vostra compagnia con Sveglia Trieste, in compagnia del dottor Cafagna, su Piazza Unità, come era una volta, il Palazzo Municipale. Sì. Questa è una bellissima fotografia che sintetizza quello che si diceva prima, come al posto del palazzo attuale, alla facciata del palazzo attuale, trovavamo questi edifici che sono ancora presenti ovviamente sotto la facciata in qualche modo e sono stati un po' ristrutturati. Mi fermavo un po' sulla loggia per ricordare come la loggia, che oggi è fatta viceversa di 3 strutture, ma lo spazio è sempre quello, era molto importante perché metteva in collegamento la piazza grande, Piazza Unità, con la piazza piccola di dietro. Ecco. Quindi si vede da questa fotografia come queste strutture sono state sventrate anche perché prima erano case di abitazione privata e quindi piccole stanze per Bruni, per poter ovviamente fare degli uffici spaziosi, ha dovuto ovviamente fortemente rimaneggiare, buttando giù delle pareti e così via, rimaneggiare per adattarlo agli uffici del municipio. Vediamo la prossima. Beh sì, questa è proprio una chicca, una curiosità. Quando voi andate a prendere gelato da Gangemi, vi sedete là tranquilli, guardate il palazzo del municipio da questa visuale. Ecco, vedrete che a destra troverete la facciata che abbiamo detto del Bruni eclettico, ma a sinistra non c'è la stessa cosa, c'è una parete vecchia. Che cos'è quella? È semplicemente il palazzo del magistrato che abbiamo visto prima. Guardate le finestre, qui bene, torniamo indietro un attimo, ed ecco che le vedete esattamente uguali in fondo ovviamente del palazzo municipale. Quindi praticamente il nostro Bruni e il comune si sono limitati soltanto alla facciata e le parti laterali ovviamente che non erano visibili agli stranieri, ai turisti, non le hanno rimaneggiate. Quindi torniamo appunto come prima. Quella di prima, sì, ecco, solo per dire che si conferma anche visibilmente come il palazzo sia un rimaneggiamento per questioni economiche essenzialmente della struttura. Vediamo ancora la prossima. Questa è ancora un'altra figura, questa è la parte posteriore del municipio, che oggi c'è un'altra struttura che è appunto il palazzo il Largo Granatieri, ma prima di costruirlo siamo nel 1937, il comune nel frattempo la popolazione è ingrandita, il comune ha sempre più bisogno di spazi per i suoi servizi e quindi come si fa ad aumentare il volume del municipio? Non sicuramente col vecchio municipio perché ormai è stato ristrutturato, si deve costruire. Di dietro si costruirà appunto il palazzo del Granatieri, il Largo Granatieri che oggi vediamo, ma qui è prima e si può vedere da dietro come ci siano tante case, una diversa dall'altra. Vediamo la prossima, mettendo delle sbarre vi date conto come le finestre, l'altezza e tante altre cose sono uno vicino all'altro, quindi è un'altra fotografia che conferma come il nostro municipio sia un municipio rifatto in qualche modo, ripreso, ristrutturato per questioni anche economiche che erano molto importanti. Vediamo un po' la prossima ancora. Sì, volevo sottolineare questo è il famoso e conosciuto Palazzo Modello. Che cos'è? Prima del municipio, avevamo detto prima che Trieste era la terza città più importante dell'impero, il secondo porto più importante del Mediterraneo dopo Marsiglia, quindi era una città molto molto importante e quindi il comune decise che la piazza Unità, che era molto importante, per presentarla come diremo biglietto da visita allo straniero, alle persone che venivano da fuori, doveva avere dei palazzi che erano molto, diremo così, belli artisticamente e quindi volle costruire un palazzo che si chiamasse appunto Palazzo Modello, di essere modello agli altri. Sempre è stato il Bruni, parliamo però prima del municipio, questo palazzo doveva essere di esempio a tutti gli altri palazzi. Difatti gli altri palazzi che verranno costruiti, non parliamo solo della prefettura, ma parliamo anche dei duchi d'Aosta, eccetera,
dovranno avere questa bellezza, almeno allora si riteneva che questo stile eclettico fosse il migliore. Vediamo un po' la prossima. Sì, un dato curioso è che su quel posto c'era una chiesa molto importante. A sinistra abbiamo il Palazzo Stratti con sotto il Caffè degli Specchi, ecco, al suo posto c'era questa chiesetta, che è una chiesa molto importante, che ha una storia molto, non solo importante, ma lunga. Ecco. Nel 1350 noi abbiamo Pietro Onorati, che è un commerciante ricco, e quindi si suppone che ne abbia combinate di tutti i colori, che abbia imbrogliato per diventare così ricco, ma deve morire, ecco, sta per morire, e quindi prima di morire vuole in qualche modo premunirsi del fatto di arrivare di fronte a Pietro, e che lo avrebbe potuto anche mandare agli inferi in qualche modo, e quindi lui fa costruire una chiesa. Ricordo come nel Medioevo, l'abbiamo detto tante volte, la gente era analfabeta, non sapeva leggere, non c'erano libri, non c'erano giornali, e poi non era importante leggere o scrivere, perché la cosa importante è alla fine della giornata trovare qualcosa da mangiare per sé e per i propri figli. Quindi c'era un analfabetismo diffuso, il 90% della gente non sapeva leggere e scrivere. Non era un male, perché si viveva comodamente così. Ecco. Poi ripeto, i libri non esistevano i libri di pergamena, cioè si prendevano le pelli di animali, di pecora, che venivano trattate e poi si scriveva a mano. Quindi potete capire che un libro era un grande sforzo, ma anche economico. Ecco. Grosso modo potremmo dire che un libro di Gallore, di pergamena, eccetera, un Vangelo, una Bibbia e così via, costava molto, potremmo dire quasi oggi come il valore di un box attuale, e quindi la gente comune non poteva permetterselo. Ma tornando a noi, ecco, Pietro Onorati, c'è un parametro molto importante che nessun storico dà importanza: l'età media. Ora, noi sappiamo, negli ultimi tra l'altro sondaggi fatti, che le donne triestine vivono 85 anni, secondo le ultime statistiche, gli uomini disgraziatamente 2 o 3 anni di meno, ma si vive a tanto tempo. Ma allora, viceversa, nel Medioevo l'età media era di 33 anni. È una cosa che può sembrare poco conto, invece è molto importante, perché se io compio un reato, non so, vado a salire una banca a 25 anni, ho davanti 60 anni per dimostrare a Dio che mi sono pentito, che ho commesso una fesseria, che poi mi sono sposato, ho avuto dei figli, mi comporto correttamente, aiuto i più poveri, eccetera, eccetera. Quindi ho molto tempo di fronte prima di, diciamo così, essere giudicato da Pietro. Ma nel Medioevo, se io commetto un reato a 25 anni e devo morire, la media ovviamente a 33 anni, questa era la media della sopravvivenza nel Medioevo, cioè le infezioni potevano provocare facilmente una banale infezione, la morte di un individuo, gli incidenti, se ti rompevi il femore o qualsiasi altro incidente dovevi morire, non c'era altra possibilità. Ecco. E quindi Pietro Onorati si è trovato di fronte a aver sì commesso probabilmente degli imbrogli, delle truffe, ecco, però di aver poco tempo per farlo, e quindi ecco questa frenesia che nel Medioevo si aveva religiosa, di cercare di in qualche modo recuperare il proprio onore, ecco, perché la morte era vicina. Ecco. Oggi, ripeto, commettiamo un reato in gioventù, ma abbiamo tutta la vita per pentirci e per dimostrare di essere pentiti. Nel Medioevo questo non era, e quindi ecco che nel Medioevo noi abbiamo dei fenomeni strani, ecco, per esempio il pellegrinaggio. Oggi chi fa il pellegrino? A parte che il pellegrinaggio oggi fa anche ridere, perché quando si va a Medjugorje si prende l'auto o l'autobus, si arriva su, si fa la preghiera, si va al ristorante, si mangia e si torna con l'autobus. Quello non è un pellegrinaggio. Il vero pellegrinaggio è chi andava da Trieste a Roma a piedi, col brutto tempo, col tempo, con un saio, con pochi soldi o niente, soffrendo, perché doveva dimostrare di soffrire. A parte questo, comunque lui fa questa, voglio solo sottolineare come chi stava per morire cercava in tutti i modi di presentarsi di San Pietro con qualcosa in mano. Per esempio anche il più povero riusciva a racimolare qualche soldino per farsi fare una messa, appunto, per in qualche modo arrivare da Pietro con qualcosa. Chi aveva più soldi faceva una statua, una scultura, un bassorilievo, un quadro o un altare, ma lui ha voluto fare qualcosa alla grande, in modo da dire, tra l'altro lui si chiamava Pietro Onorati e quindi la chiesa si chiamava la chiesa di San Pietro, e quindi quando lui arriverà a San Pietro dirà: guarda che io però
sì, qualcosa ho commesso, però ti ho fatto una chiesa, ecco, questa è una storia molto avvincente, è una chiesa che è rimasta fino al 1873. Molti dicono ma perché l'abbiamo abbattuta, che era importante, ma perché era vecchia, decrepita, stava per crollare, primo. Secondo, era piccola, la popolazione nel 1300 erano 5.000 abitanti, qui la popolazione sono 250.000 abitanti, quindi non serviva più a niente oltre che essere pericolante. E quindi è stata battuta e al posto suo è stato fatto appunto il palazzo che abbiamo detto prima, che doveva essere appunto di altri, il palazzo modello. Vediamo la prossima. Sì, vi ricordo che la chiesa è stata completamente abbattuta, questa è una pura curiosità. Il rosone, che era però una situazione artistica importante, ha richiesto degli artisti, degli operai molto bravi, il rosone è stato recuperato, momentaneamente salvato, e quando nel 1930 la chiesa di Barcola è stata rifatta, si è ripreso il rosone. Quel rosone che avete lì è quella della chiesa di San Pietro, quindi una piccola curiosità. Vediamo un po' la prossima, che mi sono dimenticato, evidentemente che volevo parlare ancora di ma non avevo messo la fotografia. Beh, adesso cambiamo un po' discorso e parliamo degli sburti e delle iazzere. Ecco, queste finestre che sono sempre meno presenti a Trieste. Se voi andate in Viale, questo è il Viale per esempio, ma in qualsiasi altra parte di Trieste troverete ancora queste finestre un po' strane. Sburto significa qualcosa che esce dalla facciata, qualche volta che si sburta, che esce, ecco. Quindi queste che sono fatte in legno e in vetro sono delle finestre che sono sempre meno presenti. Perché? Perché sono nate, tra l'altro, ecco. Voi dovete immaginare che nell'Ottocento non c'era elettricità, quindi chi suonava il campanello, ecco, non si sapeva chi suonava, ecco. Se noi utilizzaimo appunto questi sburti, queste poi chiamati anche iazzere, vedremo perché, ecco, uno poteva così sporgere la testa e vedere chi arrivava per poi decidere se aprire o no, ecco. La funzione era molteplice, ecco, oltre anche a riparare meglio della bola, che a Trieste era importante, aveva anche un'altra funzione. Per esempio, se era posta all'ombra, per esempio nelle corti più interne, e quindi dove non c'era il sole e c'era più fresco, diventava una iazzera, cioè un frigorifero. Ricordiamoci che i frigoriferi sono del 1950, quindi prima ci si doveva arrangiare in un modo o nell'altro, ecco. Quindi questa zona fresca in qualche modo si metteva, per esempio, non so, in una ciotola di acqua fredda, si metteva del burro che veniva conservato, perché questa zona, tra l'altro più esposta, più fredda della casa ovviamente, e quindi veniva usata come iazzera, che potremmo chiamarlo appunto il frigorifero, che ovviamente oggi c'è ma quella volta non c'era. Oppure se era davanti, diremo così, in presenza in una zona soleggiata, diventava quindi calda, si preferiva mettere delle piante, dei gerani, perché qui era l'ambiente adatto come una sorta appunto per far crescere meglio queste piante. Tra l'altro si racconta come i gatti preferissero mettersi durante queste giornate calde d'inverno, rannicchiarsi proprio alla base di questi sburti, di queste vecchie finestre, perché era un ambiente più caldo. Perché sono scomparse? Beh, perché oggi nessun artigiano, o qualche artigiano potrebbe ancora farle, ma costerebbe un occhio della testa, ecco, e non hanno più anche significato essere, perché per esempio controllare chi suona al telefono, al portone è facile, ecco, perché abbiamo poi il videosorveglianza e altre cose, quindi hanno perso la loro funzione, costano molto di più e quindi sono in estinzione, però fanno parte della storia ottocentesca di Trieste. Ecco, possiamo dire che una casa di questo tipo sicuramente è ottocentesca e non moderna, perché non ha più quei requisiti e soprattutto perché costa ancora molto. Dobbiamo andare in pubblicità, andiamo in pausa nuovamente, l'ultima, e poi torneremo con voi per gli ultimi minuti della trasmissione.
Buongiorno. Siamo in onda? Sì. Ah, ok, perché è partita la sigla a metà. Scusate, non avevo capito. Allora, dottor Cafagna, riprendiamo. Riprendiamo. Sembrava che fossimo ancora in pubblicità, infatti Sì, il collega mi stava parlando del... Vabbè, è una figura dello sburto che vediamo, abbiamo detto prima. Questa è la figura dello sburto. Queste figure che stanno scomparendo, però che ripeto che sono piene di storia. Ecco, invece questa? E questo vorrei parlare della iconoclastia, cioè questa furia, questa ira che si è avuto nel distruggere dei manufatti precedenti, sia per motivi civili politici, sia motivi anche religiosi, ecco, cioè la distruzione di segni di una precedente gestione. Ecco, questa diremo così, furia iconoclastica è una cosa vecchia, di tutti i popoli hanno avuto. Per esempio nell'Egitto gli ultimi faraoni distruggevano le figure, le rappresentazioni, le sculture, i bassorilievi che ricordavano la vecchia gestione, una damnatio memoria, cioè le voler cancellare la memoria. A Trieste ne abbiamo molti esempi, ne vedremo alcuni più tardi, vedremo fra poco altri. Ricorderei ancora, non so, per esempio i Templari 1100-1300, che sono stati un ordine molto importante, molto forte. Io li definirei un po' quasi la Coca-Cola del Medioevo, nel senso che erano presenti in tutti gli stati, anche se, diremo così, la casa madre era sempre il punto di riferimento, ed erano molto ricchi, perché sapevano raccogliere innanzitutto le donazioni, perché loro ovviamente dovevano aiutare i pellegrini ad arrivare a Terra Santa, negli altri luoghi sacri, e quindi erano molto considerati, ma poi erano anche molto furbi nel saper far sfruttare queste ricchezze, ed erano diventati molto molto ricchi, tanto che prestavano perfino i soldi a grandi personaggi come il re di Francia o al Papa, solo che il re di Francia le ha chiesti talmente tanti soldi alla fine che non riusciva più a pagare neanche gli interessi, e quindi con il Papa, grosso modo la storia è questa, si inventò il fatto di denigrare l'ordine dei Templari, sottolineando come loro adorassero degli dei pagani, come avessero un comportamento molto censurabile, eccetera, e quindi il Papa sciolse l'ordine dei Templari, che quindi dovettero cessare completamente, e perfino anche li scomunicò, che significa che chiunque avesse avuto l'idea di riprendere, di far rinascere l'ordine, sarebbe stato scomunicato. E questo ha fatto sì che i Templari, che noi sappiamo hanno avuto una grande fortuna, sono stati molto importanti nella storia, ecco, sono scomparsi del tutto, e ovviamente le loro chiese sono state o distrutte o vendute ad altri ordini, e quindi sono stati distrutti, non so, i bassorilievi, i loro scritti, le loro chiese, eccetera, quindi sono stati cancellati. Ecco, a Trieste abbiamo avuto alcuni esempi, in Piazza Unità, per esempio, sulla fontana dei Quattro Continenti, vediamo come è stato scolpito quello che è lo stemma di Trieste, stemma federiciano, ecco. Sopra ci doveva essere l'aquila bicipite, e sotto ovviamente c'è l'alabarda segno di Trieste. Quella è rimasta ovviamente, ecco. Molti pensano che questa sia stata fatta, questa scultura, questo scempio in qualche modo. Ricorderei che personalmente non mi piace l'iconoclastia, cioè quella di distruggere gli edifici oppure i bassorilievi precedenti, ecco. Però bisogna ricordare che c'è stata una guerra, 1915-18, una guerra che ha provocato le morti, la sofferenza, la fame, i lutti, e quindi in qualche modo è comprensibile questa voglia di sfogare questo odio nei confronti dei vecchi dell'Austria, dei vecchi gestori in qualche modo. Ecco. Vediamo la prossima. Lo stemma triestino o federiciano è molto interessante, ha una storia. Nel 1464, allora, nell'Alto Medioevo, i triestini si dividevano in due grandi partiti, come oggi chi parteggia per l'Inter, chi per il Milan. Quella volta c'era chi parteggiava per i veneziani e chi per gli stessi veneziani, perché Venezia era ricca e poteva portare a Trieste delle ricchezze, una maggiore economia e così via, e chi viceversa parteggiava per l'Austria. Ricordiamoci che Trieste nel 1382 si è donata, ha fatto parte cioè dell'Austria essenzialmente, ma qui si è ribellato, cioè la fazione veneta in qualche modo, filo-veneta, in qualche modo ha combattuto contro
quella austriaca e l'ha cacciata in qualche modo. Ecco. Ma l'imperatore dell'Austria, Federico III, non era contento e quindi tornò con alcune migliaia di militari e distrusse un po' tutto, impiccando anche diremo così, i capi di questa ribellione. E in quel momento diede uno stemma che viene definito appunto stemma federiciano a Trieste, che lo troveremo molto spesso fino al 1918 un po' in tanti monumenti, come abbiamo visto prima, che è sopra, si chiarisce molto bene, l'emblema dell'Austria, cioè l'aquila a due teste. Si ricorda come l'Austria facesse parte del Sacro Impero, che a sua volta era diviso nel Sacro Impero romano e il Sacro Impero bizantino. Ecco perché due teste. Ecco, abbiamo due realtà importanti che sono riunite sotto il Sacro Impero, di cui l'Austria era un po' la continuazione. Ecco. E sotto abbiamo l'alabarda, in oro se vogliamo, l'alabarda, ma sotto c'è ancora sempre la bandiera rosso e bianca austriaca. Quindi è molto chiaro che Trieste fa parte dell'Austria e deve sottomettersi grosso modo, ecco. Anche se poi questo stemma è un stemma ovviamente che va rispettato. Vediamo le prossime ancora. Anche questo qui dovrebbe esserci, se voi andate in viale 30 ottobre, in via 30 ottobre, dove c'è la sede della finanza, se guardate sopra il portone troverete questo. Questo sarebbe lo stemma federiciano essenzialmente, con l'aquila bicipite che è stata scalpellata. Quindi questa furia iconoclastica non ha risparmiato Trieste tantissime opere, soprattutto sia poi della prima, come vedremo anche nella seconda guerra mondiale. Si vuole cancellare in qualche modo questi segni, questa damnatio memoria, cioè cancellare la memoria anche sui stemmi, sulle statue, su qualsiasi altro edificio. Vediamo la prossima. E questo siamo già nella seconda guerra mondiale, vediamo come nella scalinata che porta in piazza Unità del Mare si intravede ovviamente un fascio vittorio che è stato scalpellato, anche se alla fine si ricostruisce. Vediamo la prossima ancora. Oppure come in via Mazzini, se mi ricordo bene, qui abbiamo tanti fasci vittori che sono stati scalpellati, ecco, e per ricordare come qualsiasi guerra alla fine porta a questa distruzione anche di strutture artistiche importanti. Vediamo un po' la prossima ancora. Vabbè, qui abbiamo anche qua scalpellato, se noi andiamo nella cappella che è presente sotto il castello di San Giusto, anche qui troviamo lo stemma federiciano che è stato a sinistra, è stato scalpellato e ha rovinato, se vogliamo, questo stemma che è presente. A destra viceversa abbiamo sempre federiciano, ma qui parliamo un po' della napoleonica. Ecco. Vediamo la prossima, se mi ricordo bene, sì, lasciamo questa. Sì. La napoleonica, che non è come la gente pensa dovuta a Napoleone. Napoleone era già decaduto in qualche modo, e Napoleone non è mai passato da queste parti, ma napoleonica in verità la strada si chiama strada vicentina perché Vicentini era l'ingegnere che ha costruito questa strada. Napoleone quindi non l'ha mai vista, ma napoleonica significa come un'opera napoleonica, un'opera enfatica, un'opera grandiosa, ecco, perché difatti Vicentini fu chiamato a aprire una nuova strada che dalla città di Trieste, parliamo del 1800, quando ancora non c'era la strada, la via Fabio Severo e poi la strada per Opicina, non c'era ancora, ecco, quindi si è voluto creare una strada nuova che da Trieste arrivasse a Prosecco, cioè sul Carso, ecco. Vicentini comincia da Prosecco, si trova di fronte a delle strutture, diremo così, delle pietre molto dure, delle rocce molto dure, e quindi deve impiegare molto tempo, ma soprattutto molto materiale esplosivo per costruire in mezzo a questi sassi, costruire questa strada. Ecco. Poi alla fine lascia il suo segno, che è appunto lo stemma triestino, per ricordare sempre che fa parte dell'impero austriaco, ma anche qui dopo la prima guerra mondiale è stato scalfito l'aquila bicipite, in qualche modo è rimasto così. Peccato, perché sarebbe stato sicuramente un bellissimo segno, diremo così, della storia di Trieste, ma sappiamo che la guerra porta in sé odio e tante altre nefandezze. Vediamo la prossima ancora. Questo per ricordare la via napoleonica, che ho detto prima
Napoleone non c'entra niente, sì, la via Vicentini però alla fine è costata moltissimo, ci ha impegnato tanto che alla fine non è stata mai completata, è stata completata soltanto all'inizio del Novecento con quella che oggi noi conosciamo, ecco. Cioè la prima parte, quella con quelle rupi, con quei sassi alti e così via, dove anche alcuni si esercitano per scalare in qualche modo, ecco, è il vero inizio della napoleonica. Poi la seconda parte, quella più semplice, quella che arriva fino a Opicina, è una strada nuova che è stata aperta per completare questa strada, che comunque è una strada molto bella perché offre, come si vede, un panorama e un ambiente anche molto molto particolare. Vediamo poi la prossima, che non mi ricordo più. Vabbè, sì. Sempre parlando della furia iconoclastica, parliamo un po' dell'università. Ecco. Qual è la storia dell'università? Trieste è stata una delle città più importanti dell'impero, quindi ha sempre voluto l'università, ecco, fa parte del lustro della città stessa, ma Trieste aveva un difetto, per il 75% della popolazione parlava l'italiano, aveva una cultura italiana, amava l'Italia, era figlia italiana e, se vogliamo, quindi in qualche modo contrastava l'Austria, e quindi col suo irredentismo, cioè questo suo filo di italianità, non piaceva molto, e quindi, nonostante l'abbia chiesto anche con delle proteste molto vivaci di avere l'università a Trieste, l'Austria non ha mai concesso. Dopo la prima guerra mondiale, viceversa, tutto cambia, soprattutto sotto il fascismo, in cui questa idea viene ripresa, viene condivisa. Trieste deve avere la sua università, ma deve avere un'università, almeno un edificio che parli molto, molto chiaro su a chi appartenga a Trieste. Trieste è italiana, o se vogliamo romana. Ricorderei come l'architettura, diremo così, fascista si ricolleghi un po' alla romanità, ecco, in qualche modo, quindi le sue strutture sono sempre possenti, devono ricordare in qualche modo la romanità. Questo perché ricordare che innanzitutto Trieste era, se vogliamo, romana, o meglio ancora italiana, e poi l'edificio tanto è stato costruito in una zona in cui si doveva vedere. Vediamo la prossima, se l'ho messa bene. Non ancora la prossima? Sì, ecco, l'edificio si deve vedere da più parti come un edificio possente, ecco, e soprattutto un messaggio mandato agli jugoslavi, ai vicini jugoslavi, che Trieste è italiana, quindi doveva avere questo significato doppio. Da una parte quella di essere in una struttura come diremo così, la collina del Monte Valerio, ecco, che doveva controllare tutto il panorama triestino, e soprattutto avere poi alle spalle dei terreni per eventualmente costruire, cosa che evidentemente è stata fatta, dei nuovi edifici. Questo è l'edificio più importante. Torniamo indietro di un paio di cose. Ecco, quindi questa romanità si voleva vederlo. Vabbè, torniamo. Ecco questo. Questo è l'altare di Pergamo, ecco, un altare appunto con un'architettura appunto diremo così greco-romana di quel tempo, che assomiglia del tutto, e difatti è stato preso come esempio per dare questo senso di romanità o di importanza alla nostra università, che le rassomiglia molto. Questo altare, che è presente mi pare a Berlino, ecco, ha quelle strutture che le vediamo anche nella nostra università, la grande scalinata, i due grandi strutture laterali, poi le sculture, abbiamo i bassorilievi, le statue. Nel progetto iniziale la nostra università doveva avere parecchie statue che non sono state mai portate a termine per questioni di costi, per questioni di cambiamento anche politico, visto che poi c'è stata la seconda guerra. Però ecco, è importante ricordare come questa sia stata in qualche modo un ricordare, se vogliamo, appunto la romanità in qualche modo, che si rifà alla nostra università. Andiamo pure avanti. Vabbè, questa l'abbiamo vista. Quello che volevo un po' sottolineare sono appunto questi bassorilievi che rientrano in quel concetto di romanità che doveva essere raccontata da questa zona. Tra l'altro ricordo che il progetto fu presentato a Mussolini, ed è stato Mussolini che lo ha confermato, appunto per ricordare l'aspetto dell'italianità di Trieste in qualche modo, e quindi ha assunto lui alcuni architetti che dovevano seguire un po' queste sue idee, che li abbiamo visto prima, come l'altare di Pergamo, e la presenza ovviamente di
bassorilievi in cui è presente anche Mussolini. Ecco quello che sta. Ecco, questa è una delle due, nei due tronconi laterali, quando si entra, ci sono due bassorilievi. Uno che potremmo definire la guerra, secondo le concezioni ovviamente del fascismo di allora, e l'altra l'Italia in pace. L'Italia in guerra è stata fatta per prima, è più completa. Ecco, vediamo a destra una figura femminile che rappresenta l'Italia e sopra vediamo la presenza di serpenti, la presenza di strane forme così che stanno in qualche modo quasi per assalire l'Italia, ecco. E quindi appunto parliamo della guerra, cioè praticamente Mussolini che viene rappresentato a cavallo, come vediamo, praticamente quasi nudo ma con un aspetto forzuto in qualche modo, che ha una spada enorme che è l'unico che difende l'italianità, ecco, dai nemici, ecco, perché l'Italia ebbe parecchi nemici, parecchie nazioni contrarie, ecco, quindi questo bassorilievo vuole ricordare appunto questo aspetto che Mussolini o il fascismo di allora è l'unico baluardo per difendere l'Italia da questi numerosi mostri che poi sono i nemici. Vediamo la prossima, ma dopo la seconda guerra mondiale, sempre per quell'odio che abbiamo visto prima, la faccia di Mussolini è stata scalpellata, è stata rovinata, ecco, quindi l'unica rappresentazione a Trieste dei Mussolini ce l'abbiamo in questa rappresentazione, ecco, che resta quindi un fatto curioso e che rappresenta il discorso che abbiamo fatto prima, questa furia iconoclastica che distrugge tutto. Mentre vediamo se vediamo la parte sinistra viceversa è stata fatta dopo la seconda guerra mondiale, perché ovviamente ci vuole del tempo e quindi più che il fascismo nel tempo di pace, per sottolineare le opere che il fascismo ha fatto, vuole semplicemente ricordare la grande funzione così industriale e laboriosa dell'italiano, ecco, per cui abbiamo numerose rappresentazioni di attività artigianali e così via. Vediamo la prossima ancora, una piccola curiosità: i due architetti, di cui uno Nordio e l'altro non me lo ricordo, sono voluti, come sempre fanno questi architetti, firmarsi mettendo la loro figura vestiti alla romana, ovviamente, perché parliamo del periodo fascista, quindi una piccola curiosità: questi sono i due architetti che hanno costruito e fatto fare anche questi bassorilievi. Vediamo la prossima, se mi ricordo bene. Vabbè, sì, questo per dire, questo viceversa del Mascherini, è la Minerva, che ricorda come la mitologia vuole Minerva la dea della sapienza, la dea della cultura, e quindi deve stare ovviamente nell'università. Ricorderei, come ho detto prima, che nel progetto iniziale ci dovevano essere tante statue che però non sono state portate avanti, ma resta sempre questo aspetto, diciamo così, di grandiosità architettonica che rimane tuttora, ecco. Vediamo la prossima ancora. Vabbè, questa... Ma una piccola curiosità, ecco, che si rifà un po' alla peste. Voi sapete che la peste è stato qualcosa di drammatico, circa il 20-30, qualche volta il 40% delle persone morivano nell'epidemia di peste che si ripetevano con una notevole vicinanza, potremmo dire quasi un anno sì, un anno no. E quindi la peste significava che si moriva, ovviamente, per qualsiasi si moriva, morivano tutti, anche una intera famiglia, dal bambino all'anziano, alle persone adulte, eccetera, morivano tutti, e quindi c'era una grande paura, ma non si sapeva neanche cosa fosse questa peste. L'ignoranza, oggi noi abbiamo una grande cultura, ma allora ovviamente non si sapeva che esistessero i batteri, non esisteva che esistessero i virus, eccetera, e quindi si aveva paura di tutto. Si aveva capito che c'era qualcosa che poteva essere nell'aria, che una specie di vento malefico, e quindi si cercava in qualche modo di rimediare. Ecco, i lazaretti, che sono sorti attorno al 1500, soprattutto iniziati a Venezia, e volevano semplicemente fare questo, quella di separare le persone malate dalle persone sane. Questa separazione non era proprio la risoluzione del problema, ecco, però ha aiutato moltissimo, perché la mescolanza malati e vivi era terribile. Se noi li separiamo riduciamo di molto questa infezione, e alla fine i lazaretti hanno funzionato, ecco, e si sono diffusi. Ma una cosa curiosa è che, non sapendo in come modo distruggere questi
questa entità, questo flatus malefico in qualche modo, ecco, si cercava di disinfettare in tutti i modi. Ecco. Questa è un aggeggio che fa parte delle poste attuali, ecco, che era presente nel lazzaretto di Muggia essenzialmente, che serviva per pulire le lettere. Ora si riteneva che la carta, che era porosa, potesse in qualche modo, più degli altri oggetti lisci, in qualche modo trattenere questo flatus, diremmo così, malefico, questa infezione che non si capiva da dove. Ecco. Per cui tutte le carte, i libri, ma soprattutto le lettere venivano disinfettate. Disinfettate come? In primo momento si infilzava su un qualsiasi ferro e si metteva qua a bruciare o sotto i fumi di varie sostanze odorose, ecco. E poi si passò a delle strumentazioni vere e proprie. Ecco. Questa è una sorta di stampa in qualche modo, sotto c'ha però delle lame in ferro che tagliavano la superficie della lettera in modo tale da permettere in qualche modo alla sostanza disinfettante, se ne usavano tante, al cloro, al fluoro, alle spezie eccetera, di disinfettare la sostanza, perché la lettera poteva contenere all'interno, con la sua porosità, la sua carta poteva contenere queste cose. Quindi è una curiosità, ecco, che è rimasta fino a un certo punto. Poi quando la peste si è già nell'Ottocento è andata scemando, è andata scomparendo, questi strumenti non ci sono più, tanto sono diventati anche molto rari. Questo è l'unico che io sappia sia un po' in Italia ed è rimasto, ecco, per curiosità. Vediamo la prossima. Apriamo poco prima. C'erano alcune lettere che però non si potevano aprire, no? Le lettere dei politici, le lettere dei diplomatici, dei consoli non si potevano aprire, e quindi alcune venivano disinfettate esternamente e internamente, per cui le lettere normali, altre venivano disinfettate soltanto esternamente, scrivendo netto di fuori, netto di dentro, è quella che abbiamo detto prima. Queste sono pulite bene perché sono disinfettate bene, ecco, queste lettere. Le altre dei diplomatici viceversa si scriveva netto di fuori, sporco di dentro, nel senso che guardate che noi non abbiamo potuto aprirle e potrebbero, state un po' attenti a quello fatto. Ecco, questo era il timbro che veniva messo sulle lettere per sottolineare questa differenza, questa curiosità. Vediamo un po' la prossima. Vediamo ancora un'altra, facciamo un'altra, questa la facciamo un'altra volta. Questa è la galleria naturale? Sì, la galleria naturale. Vediamo la prossima. Questa mi perdo un po' di più. Nel 1905 ci fu un ingegnere, un ingegnere navale che perse 10 anni del suo tempo per fare questo plastico, che è la Trieste del 700, del 600 anzi, di la verità, che è bellissimo, che tra l'altro la potete vedere a San Giusto, molto molto affascinante. Io ve la propongo, ecco. Ricorderei come questa, possiamo dare la data di Trieste è molto importante, è il 1719, che come abbiamo ripetuto più volte è la data in cui Carlo VI, l'imperatore di allora, vuole un suo porto, e siccome il suo impero era molto all'interno del continente, poco sul mare, proprio un piccolo spazio, un piccolo tratto di costa che andava da Trieste a Pola essenzialmente, e decise di fare di Trieste il suo porto. Ecco. Questa è prima che tutto ciò avvenisse, e quindi vediamo la vecchia Trieste del 600, la data con precisione può essere 1690, quindi 10 anni prima del famoso cambiamento, in cui vediamo com'era Trieste. Era tutta rannicchiata all'interno delle mura. Le mura erano una protezione da qualsiasi nemico in qualche modo. Ben poche sono le casupole che sono fuori. Ecco. Quindi vediamo questa struttura che andava sopra, vediamo il castello di San Giusto, vediamo la cattedrale, e queste scendevano come una sorta di piramide fino al mare a difendere la città di Trieste. La curiosità, vediamo per esempio a destra che si definisce fuori Cavana, perché lì c'era la Porta Cavana, vediamo ben poche casupole, se non alcune, che quelle sono dei conventi che fra poco magari le citeremo. A destra vediamo il Mandracchio, cioè il porto medievale, e a sinistra vediamo le saline. Oggi lì troviamo il Borgo Teresiano, perché il Borgo Teresiano nasce nei tempi pre-romani, era semplicemente una zona paludosa, che poi pian piano sono state utilizzate per sfruttarle come saline, che come sapete era il petrolio del Medioevo, apportava molta ricchezza. Quindi vediamo le saline, ecco, non si vede il Canal Grande perché questo è ancora un po' di più, e su quelle saline nel 1719 verranno interrate, perché sarà bisogno di spazi nuovi per creare le case e soprattutto i magazzini per l'attività del nuovo Portofranco. Vediamo poi la prossima.
Eccolo qui troviamo il mandracchio, molto bello. Il mandracchio deriva dalla parola mandria, parola greca che significa non tanto la mandria come pensiamo noi, ma il recinto in legno, in questo caso parliamo del porto, che doveva custodire le navi. Ecco, queste navi erano anche abbastanza numerose, piccole ma numerose. Ecco, vediamo dei bracci, ecco, soprattutto quello di destra, il braccio più lungo, vediamo dei cannoni, perché quella era una zona che serviva per qualcosa come 20 batterie per difendere la città, per difendere poi questa zona. Ecco, quindi il mandracchio non è altro che diremo così, un abbraccio che la città fa per difendere le proprie città. Tra l'altro abbiamo tra tutti, diremo così, le torri di allora, abbiamo queste 3 torri che sono le torri di Beccheria, la torre del Porto e la torre Fradella, ecco, che sono delle torri possenti, molto grandi, che dovevano in qualche modo stupire chi veniva da mare. Ecco. Poi vediamo appunto questa struttura del mandracchio e vediamo a destra le saline. Vediamo un attimo solo, sì, in fondo, dopo la torre centrale, vediamo il municipio di allora. Ecco. Anche là vediamo la loggia che era presente e due strutture laterali. Ecco, già. Se andiamo avanti ancora, vabbè, qui vediamo ancora meglio le saline come erano fatte, erano completamente disabilitate. Ricordo, qui c'è il Borgo Teresiano, il Canal Piccolo, che è stato poi chiuso. Ricordiamo che esiste una via del Canale Piccolo perché proprio lì passava questo canale, che qui si vede molto bene, che entrava dentro la città. Ma ancora avanti, vabbè, questo ovviamente, e dall'alto si vede il castello di San Giusto con a destra, questa è una ricostruzione molto bella, di la verità, molto affascinante, perché è quasi una fotografia, se vogliamo, della Trieste seicentesca. Vediamo ancora una volta, però il nostro Sons, che si chiamava così questo ingegnere, ha commesso un errore. Ecco, siamo all'inizio del Novecento e lui mi mette il teatro romano, ma il teatro romano è stato portato alla luce appena nel 1937 con il famoso piccone risanatore. Quindi lui ha fatto una sorta di sbaglio. Sappiamo tutti, si sapeva già da secoli che lì c'era un teatro romano, perché non per niente si chiamava la zona di Rena Veccia, Rena che sta per arena e, se vogliamo, Rena che sta per teatro, in qualche modo, quindi si sapeva perché qualche pezzo sporgeva, ma sopra, con l'avvento dei Longobardi, la città è stata abbandonata tra sedicesima e date, quindi tutte le strutture, anche romane, compreso il teatro romano, è stato abbandonato, è stato coperto dalla terra e a sua volta ci sono state delle costruzioni. Solo nel 1937, sotto il fascismo, è stato messo in luce. Vediamo la prossima, se ci sono. Vabbè, qui soltanto per ricordare ormai pochi secondi come a destra c'era la Porta di Cavana, dove oggi c'è appunto la Piazza Cavana, che era la parte più destra della casa. Lì troviamo alcune importanti conventi e chiese. Di tutte queste è rimasta solo quella con il campanile azzurro, che è la chiesa di Piazza Ortis, esattamente. È rimasta solo quella, e quindi è un discorso affascinante. E quello era un terreno agricolo? Tutta quella zona? Tutto abbandonato, sì, tutto abbandonato. Sì, siccome è una zona molto tranquilla, molto silenziosa, ecco che sono sorti di conventi, ben 5, di cui sono scomparsi praticamente tutti, eccetto uno. Bene, grazie allora al dottor Cafagna, che è stato con noi questa mattina, lo ritroveremo prossimamente. Vi lascio alla programmazione, grazie al dottor Cafagna, a presto. Arrivederci.